Amore, io piango con te perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, accanto a te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Liga Veneta, nuovo Consiglio nazionale. A Noventa Padovana, nella sede di Via Panà, si ritrovano parlamentari, dirigenti e vertici del Carroccio. È passato circa un mese dall'ultimo infuocato Consiglio nazionale, che aveva visto 35 richieste di espulsione, la manifestazione dei militanti veneziani, sede commissariata, protestare contro la linea del segretario Flavio Tosi. Era volato nell'occasione anche qualche pugno e il segretario era stato costretto ad uscire scortato dalle forze dell'ordine. Oggi sede blindata, carabinieri, polizia e anche i vigili urbani sono rimasti fuori dal palazzo in attesa, pronti ad affrontare eventuali militanti arrabbiati che però non si sono fatti vivi. Al primo piano intanto le anime della Lega hanno cercato una sintesi comune sui grandi temi politici. Sulle questioni venete invece si è respirato l'aria di una tregua armata, come ci dice l'ex parlamentare veneziano della Lega Nord Corrado Calegari. C'è in ballo il commissariamento della Federazione Veneziana e i 35 espulsi. Noi siamo in attesa, anche Venezia si prepara, Venezia è in attesa. Non dimentico comunque che io ho 10 militanti a Padova che sono destinatari di un provvedimento di espulsione e siamo in attesa di capire che cosa farà il Comitato di Disciplina e Garanzia, perché questi militanti giustamente hanno fatto ricorso al federale. Tregua, intanto si lavora per collocare le esigenze del Veneto al centro dell'agenda dei ministri economici. L'incontro del governatore Luca Zaia e del ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato danno uno spunto al segretario veneto Flavio Tosi per lanciare una richiesta allo stesso Zaia. Possa chiedere un incontro ai principali ministri che sono legati allo sviluppo del territorio, per vedere appunto se di proporre un incontro con questi ministri in Veneto per affrontare con loro i problemi drammatici che soffre l'economia veneta. Dunque il caso Veneto, le 35 espulsioni, il commissariamento della sede veneziana e la nomina di un nuovo segretario per Venezia sono tutte rimandate al Consiglio federale e al futuro congresso. Dal canto suo il commissario straordinario della sede veneziana Leonardo Muraro, ai dissidenti che pensano ad un nuovo eventuale simbolo, parla chiaro.
e non so se stanno facendo una nuova strada. Comunque in democrazia, nel momento in cui non ti riconosci più in movimento, ovviamente siamo tutti volontari della Lega Nord, perché lavoriamo volontariamente, e se uno non si riconosce più, auguri. Allora, perché partiamo con questi servizi e con questa canzone? Se piango, se rido, perché molti leghisti non si riscontrano più, stanno piangendo, strappandosi i capelli, altri invece sono contenti. C'è una Liga, c'è una Lega, ci sono varie Leghe Nord, correnti, ne parleremo questa mattina con due ospiti che penso che possono, almeno dal loro punto di vista, spiegare magari a qualcuno che non capisce quello che sta succedendo in politica. In politica non è da meravigliarsi di niente, può cambiare un attimo prima che è stata presa una decisione, poi ne vediamo un'altra, abbiamo sentito anche con le partecipate, guerre intestine. Allora vi presento subito gli ospiti, abbiamo in presenza Franco Rocchetta, padre della Liga Veneta, che non sbagliamo, e abbiamo collegato da Campo San Martino Michele Favaro, segretario Indipendenza Veneta. Buongiorno a tutte e due, grazie di essere qui. Ci sarà un confronto schietto, capiremo cosa sta succedendo nel Veneto, dove è nata proprio la Liga Veneta, ma sempre comandai i Lombardi, scusatemi se ve lo dico. Sempre no. Sempre no, adesso sentiamo Franco Rocchetta o quasi, e poi sentiremo anche Michele Favaro. Allora, abbiamo visto questo servizio che era del 2011, Rocchetta, cosa ci dice? Lei che veramente ha vissuto, io mi ricordo di Franco Rocchetta con Gobbi Michelon a Palazzo di 300, con Marilène Marin e tutti i compagni. Cosa è successo? Pensate 40, quanti anni fa? 40 anni fa. 40 anni fa. Ma cosa che succede? Semplicemente, beh, intanto buongiorno e grazie. Grazie per l'invito. Ma Lombardi, direi un momento del passaggio, quando che il segretario della Lega Lombarda viene assoldato da Silvio Berlusconi. E siamo investiti da una marea immensa di denaro e siamo alla seconda metà degli anni '80, quindi non l'inverno 93-94 quando si dice Berlusconi scende in campo. In realtà il segretario della Lega Lombarda era già nel libro paga di Berlusconi. Poco prima, dopo i pareri sono discordanti, gli elementi non sono sufficienti, poco prima, poco dopo delle elezioni del 1987, quindi quanti anni fa? 36 anni fa ormai. E quindi da quel momento in avanti, poiché Berlusconi, buonanima, santo, ha incarnato lo Stato di Milano, dove è relativo se uno sia de dretto, de sanca, di destra, di sinistra. Lo Stato di Milano, così come è stato messo in piedi e blindato da Napoleone più di 200 anni fa, lo Stato di Milano è la forza egemone in questa entità che oggi si chiama Repubblica Italiana. Terza Repubblica, perché la prima non è quella di De Gasperi o Togliatti, la prima Repubblica Italiana è quella di Napoleone con Milano capitale. La seconda Repubblica Italiana è la Repubblica Sociale di Mussolini, la terza Repubblica Italiana è quella che nasce nel 1946 col referendum tra Repubblica e monarchia. Però è sempre lo Stato di Milano dominante. La cosiddetta unità d'Italia, risorgimento, quant'altro, retorica, abusie, sangue, fiumi di sangue, sofferenze, fame, genocidi, etnocidi, olocausto culturale e linguistico per i veneti, per i siciliani, per i napoletani, per i liguri. Sì, certamente ci sono i francesi e gli inglesi dietro i Savoia, come saranno dietro Mussolini, ma soprattutto c'è lo Stato di Milano, quindi non è Torino, non è il Regno di Sardegna, in realtà piemontese, a creare l'unità d'Italia, Garibaldi e quant'altro, è nell'interesse dello Stato di Milano, poi con partner soci. Lo Stato di Milano è quello che vorrà, poi anche con gli Agnelli, anche con i Savoia, la Prima Guerra Mondiale, e lo Stato di Milano è quello che nell'ultimo trentennio ha dominato con Berlusconi. Tant'è che la Grande Lega, che non è più
Liga Veneta, poi magari due parole per dire cosa fosse, cosa potrebbe essere ancora oggi la Liga Veneta, cosa sia oggi e cosa dovrebbe essere. E altre entità hanno dato vita alla Lega Nord. Nord non perché il Nord sia oggettivamente migliore o più pulito o più sano, ma perché di fatto le forze, elettoralmente, democraticamente, le forze maggiori erano dalla Toscana alla Liguria, al Piemonte, Lombardia certamente, Veneto, Friuli, con Emilia Romagna, che è molto più simile a noi di quanto pensiamo. E Lega Nord a un certo momento cosa fa? Tuona federalismo, idea sacrosanta, indipendenza, idea interessante, plausibile. Vedo un grandissimo, altissimo rappresentante di Indipendenza Veneta qui che saluto. Slogan, etichette, dietro non c'è niente. E il grande sforzo, pur con poteri enormi, perché Silvio Berlusconi, bel, brutto, bel, il piasere, il non piasere, però il che dava certamente sempre al guinzaglio, però carta bianca a Umberto Bossi in tantissimi campi, anche in quello delle riforme istituzionali, tant'è si poteva modificare molte cose, bastava che certi interessi restassero non toccati. Cosa portano decenni di potere di Lega Nord? Via Bellerio, anche due parole su Via Bellerio se sarà possibile poi, perché pare che Via Bellerio sia non Washington, non Mosca, ma il Vaticano, o addirittura Gerusalemme con Cristo stesso. Via Bellerio è un cancro, non è l'unico cancro peraltro vicino a noi, o ce ne sono anche altri, c'è l'Ucraina, ma i discorsi poi si allargano. Cosa fa la grande decenni di enorme potere in mano a Via Bellerio? Tentare di trasportare i ministeri dove? Non come in uno Stato federale, come in Germania, nelle città, nei centri culturali, civili più importanti, potrebbero essere Napoli, potrebbe essere Genova, Venezia, Verona, anche Udine, anche Trento, anche Bolzano, se si fosse creato quel vero federalismo che era è stato la portata di mano per decenni, no? Portare i simulacri, 2 quadri, un gagliardetto di ministero alle porte di Milano, esattamente nello stesso Palazzo Reale, che era il Palazzo Reale di Napoleone Bonaparte, prima presidente della Repubblica Italiana, della Prima Repubblica Italiana, e poi il re del Regno d'Italia. Fermo, quindi un fallimento totale. Fermo. Allora sentiamo, perché purtroppo il tempo corre, dobbiamo sentire gli ospiti, ma tante domande, tante riflessioni. Allora, Michele Favero ha seguito quello che ha detto Franco Rocchetta, ecco, dal suo osservatorio cosa dice? Condivide, non condivide, è vero in parte, non è vero, perché nasce Indipendenza Veneta? Prego. Innanzitutto saluto Franco Rocchetta, un amico che mi ha sostenuto anche per la mia vicenda personale su Cadorna, e saluto tutti i tuoi fedelissimi ospiti, oltre a te, cara Mirella. Ma come non si può non condividere quello che dice Franco Rocchetta? Lui è l'anima della vecchia Liga, poi tu hai avuto anche ospite il dottor Andrea Meneghini, che ha scritto quel libro Autonomai, dove c'è la genesi della Liga. Ecco, diciamo che per fare una sintesi, comunque anche i veneti dovrebbero un attimino concentrarsi sul territorio e limitare questa litigiosità che ci ha visto per tanti anni protagonisti negativi. Vero è che prima Franco citava l'Emilia Romagna, però i parlamentari anche dell'Emilia Romagna, quando devono fare delle scelte, le fanno in modo coeso, sia da destra che da sinistra. Noi non riusciamo mai ad avere un'unità su nulla. Basti pensare al referendum dell'autonomia, che ha visto coinvolti il 98% dei veneti, e adesso il PD di tale Elish Klein, che faccio fatica a nominare non solo per la difficoltà del suo cognome, non si riescono neanche a mettere d'accordo su un provvedimento che è evidente hanno votato anche i loro tesserati. Ecco, diciamo che questo manca. Per il resto, sulla storia della Liga non posso che ascoltare Franco Rocchetta, perché nessuno è più autorevole di lui per definire quello che era la Liga Veneta e quello che è diventata oggi. Allora Favero, una domanda, così facciamo questo scambio, se no non ce la facciamo a capire anche a casa. Allora, questa Indipendenza Veneta, diciamo, prende le distanze dalla Lega Nord perché non condivide più
quello che viene fatto dalla Lega. No, gli ideali sono diversi, l'obiettivo è diverso, non è centrato. E allora si crea questo movimento. Ma io mi domando, e vorrei sentire sia Franco Rocchetta che Michele Favero, perché quelli fuoriusciti dalla Lega, perché non condividono, oppure anche i vecchi della Liga, non convergono proprio su Indipendenza Veneto, ma vanno verso Forza Italia. L'ultimo è Tosi, mi sembra. Tosi che veramente da Liga, Lega, di tutto e di più, adesso ci troviamo con Forza Italia e i fuoriusciti della Lega, l'ultimo Forcolin, va con Forza Italia. Franco Rocchetta, come mai? Cioè, il percorso dovrebbe essere diverso, no? Oppure viene fuori la storia che ha raccontato lei, sempre quella. Mi dispiace, ma è un dato oggettivo. Purtroppo il Valper, la maggioranza di quanti, tutti forse, non lo so attualmente, quanti lasciano la Lega, Liga Veneta, Lega Nord, Lega per Salvini Presidente e quant'altro, evidentemente la maggior parte di questi, se non tutti, spero di no, ma la maggior parte di questi si sono impegnati in politica per far carriera. Quindi Forza Italia, nonostante momenti di sofferenza, il lutto e quant'altro, Forza Italia garantisce una carriera indipendentemente dalle idee che penso attualmente, mi dispiace, ma attualmente, al di là delle idee più o meno buone, più o meno condivisibili, della buona volontà dei responsabili, Indipendenza Veneta non garantisce carriera a chi fa politica solo per arricchirsi o qualcosa di più. Michele Favero? Ma condivido le parole di Franco naturalmente, vedi, usando una metafora se vogliamo, no? Certe mamme quando dicono al figlio appena diplomato, laureato, non dicono guarda c'è una piccola azienda vicino a casa tua dove potrai crescere in un ambiente familiare, ti dicono c'è una SPA con 2000 dipendenti, oppure entra in banca, oppure peggio ancora entra in un posto sicuro. Non ti danno l'ispirazione per i tuoi ideali o per quello che hai studiato, ma per cercare una sicurezza. Chi fa politica per vivere di politica non può scegliere Indipendenza Veneta. Chi fa politica, per la passione politica, viene con Indipendenza Veneta per fare non carriera personale, ma per un ideale nobile che è quello di dare la libertà al Veneto. Naturalmente i politici, tra virgolette, prezzolati, non possono scegliere un movimento che si ispira a questo, perché difficilmente potrebbero, diciamo così, fare la medesima carriera che hanno in un grande partito italiano, ma questo a noi non cambia nulla, noi perseguiamo un ideale perché siamo sicuri che i veneti vogliono un partito del territorio. Naturalmente per fare politica serve anche il consenso politico, non è che con questo voglio dire che Indipendenza Veneta non arriverà mai ad essere un grande movimento, anzi io me lo auspico, però bisogna che siano i veneti a cambiare in questo senso, che credano in un progetto. Io ho imparato a non demordere mai dalle mie idee, pertanto resterò fedele a questo movimento, sebbene anche al nostro interno ci sia qualcuno che dice Michele devi cambiare nome perché i veneti hanno paura, non me ne può fregare di meno. Fino a che sarò il segretario di Indipendenza Veneta, e credo lo sarò per molto tempo ancora, il nome resterà questo. L'oggetto sociale coincide con la denominazione sociale. Noi non ci discostiamo di una virgola. Crediamo nella libertà, crediamo in un popolo veneto distaccato da questo Stato nazionale che sta depredando i veneti e che sta depredando anche il sud, ma purtroppo fino a che abbiamo politici che anziché guardare gli interessi del popolo guardano esclusivamente la propria carriera personale, sarà difficile. Io mi auguro che il popolo si svegli prima o poi, perché visto che le rate di mutuo sono aumentate e non ne parla nessuno, la spesa al supermercato è aumentata e si continua a dire che l'inflazione sta invece decrescendo, altra bugia colossale. Il gasolio e la benzina sappiamo tutti a che prezzi sono, nonostante il petrolio sia a prezzi molto più bassi ancora di 10 anni fa. Insomma, ci sono segnali per cui un popolo dovrebbe svegliarsi, ma se i veneti vogliono continuare a mantenere
questo Stato fallito con 15 miliardi di residuo fiscale, bene, insomma. Sai, in Veneto si dice, Mirella, mai che se voi non dove, e allora vuol dire che va avanti così. Allora sentiamo anche cosa dice Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ringrazio Rocchetta come collegherà la storia vera, va bene, della Lega Veneta e la Lega Lombarda, neanche non interessa. Dovremmo da ricordarsi che il Veneto era serenissima ed era una potenza internazionale, non c'era nessuno, comandarono con Lombardo Veneto, ed era tutti sotto della Serenissima. Cosa viene insegnato? Per esempio, perché Rocchetta non se ne sta nella Liga Veneta e siamo andati avanti con la Liga Veneta e la Liga Lombarda, io faccio in Lombardia. Salvini del Veneto, cosa ha avuto che sappia? È un opportunista. Adesso vedremo che quanti vecchi viene cava, va marcato, più bravo di lui, e poi io ho fatto a dare dimissioni. Per cortesia, chiedo alla regia se può alzare il volume perché si sente poco, grazie. Prego, Rinaldo. Sì, grazie Mirella. Vuol dire che è gente brava, è gente che si dà da fare per il Veneto, e non mi pare che la Lega vada tanto bene, perché con Salvini gli ultimi voti li potrà fare il 7%, ma il 7% sul 50%, perché il 50% non va votato. Non c'è niente, cosa che? Io tiene la carriera, ma guarda cosa ti fai, gli va da un partito all'altro, ma come puoi? Se vado via da un partito e vado a Forza Italia, una volta continuare via da un partito, parlarsi un altro partito, tu toccava aspettare elezioni, adesso in gira di volta casa. Gruppo misto adesso così. Rinaldo, andiamo avanti perché sennò non ce la facciamo, perché il tempo vola, ma le tue riflessioni le ha capite benissimo sia Franco Rocchetta che Michele Favro. Sentiamo come commenta Franco Rocchetta la telefonata di Rinaldo da Venezia. Sì, penso di aver capito, grazie anche per il riconoscimento, ma se non si sa e se non si vuole sapere cosa significhi essere veneti, cosa significhi Repubblica Veneta, quali e quanti siano i nostri millenni, non secoli, di identità, termine oggi ambiguo, ma è un termine legittimo. Certamente viviamo di identità multiple. La religione, i rapporti familiari, i rapporti di lavoro, infinite vicende fanno sì che le nostre identità siano multiple, però esistono dei parametri per cui uno può essere la Schlein, per esempio citata prima, cos'è? È italiana, è romagnola, è romana, viene dal mondo germanico, è svizzera, è statunitense, è un agente statunitense. Vedo che in politica estera, per esempio, la Schlein è allineata totalmente, Culebraga con l'altra signora, con la Meloni, nella vicenda della guerra portata nel cuore dell'Europa non dai russi, che poi avere tutti i suoi difetti, ma non hanno creato loro questo conflitto. Sono identiche le posizioni della Schlein e della Meloni, quindi che cos'è l'identità? Identità dreta, identità de Sanca. Comunque esiste una identità veneta come esiste un'identità cinese, come esiste un'identità persiana o turca o tedesca o francese. E allora, ma se non si sa questo, se la regione con i fiumi di denaro che spende in 100 sciocchezze, soprattutto per alimentare una burocrazia che poi la castra, perché anche giorni fa doveva essere presentato un libro, in questi giorni credo, alla Regione del Veneto, e poi un funzionario della Regione ha bloccato il discorso dicendo questa è politica estera. Fermo, Franco, le regioni... mi cade la linea, c'è una telefonata, abbiamo Giusy, purtroppo funziona, eccolo, è caduta la linea, ma la Giusy la riprende, prego, tranquillo. No, la Regione nulla fa perché si sappia cosa è il Veneto, cosa sia la civiltà veneta. Nulla, in tutti i campi. Ogni volta che la Regione ha messo mano sulla lingua veneta, elemento importante per i veneti, come la lingua cinese è importante per i cinesi, la lingua turca è importante per i turchi, la lingua tedesca è importante per i tedeschi,
quali che siano le radici, le origini, le credenze e le abitudini alimentari, ogni volta che la Regione del Veneto ha messo mano alla lingua veneta ha procurato più danni del fascismo, dello Stato unitario o del post-fascismo che ha. Dopo il fascismo in Italia c'è stato quello che i linguisti chiamano l'olocausto linguistico, la distruzione delle lingue italiane. La Regione sembra impegnata, ogni volta mette in atto un'iniziativa, quale che sia, correrebbero ore per descriverle, distrugge la lingua. Se si va non occorre andare in Germania, mettendosi frugnando con man tra i nostri scarsevin su diskei, euro da valore di 2 euro, al di là di cosa sia l'euro, se ci abbia portato del bene o del male, se l'Unione Europea sia quella che veniva sognata o sia qualcos'altro, i discorsi poi si dilatano. Ci arrivano nelle mani, troviamo in mano, basta guardarli, euro che mostrano le immagini, monete da 2 euro, prodotti in Germania, in zecche diverse, non in un'unica zecca, che mostrano tutte quelle che sono i Länder, cioè gli stati della Germania, gli stati, perché che sia Baviera, Baden-Württemberg, Mecklenburgo, Pomerania, quel che resta della Pomerania, eccetera. Tutti gli stati della Germania si chiamano stati, ma sono regioni come le nostre. Allora già il fatto che la nostra regione, che esiste dal 70, quindi quanti anni dal 70 ad oggi? 53 anni, continui a chiamarsi regione mentre potrebbe e dovrebbe chiamarsi Stato, così come si chiamano gli stati della Germania, che sono peraltro formalmente regioni come le nostre. In Germania destra e sinistra sono stati d'accordo, e tutte le autorità di vari stati, cioè gli stati tedeschi, equivalgono, che sia Brema, che sia Amburgo, che sia quel che sia, equivalgono Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, sono stati, però equivalgono alla Toscana, al Veneto. Ci sono le monete, ognuna mostra bene. Quello che c'è. Qui non si è fatto, il Veneto avrebbe dovuto muoversi, se c'è una moneta veneta, a parte il ricordo di Tito Livio che è universale, la Basilica di San Marco, questa l'ha creata, l'ha voluta questa moneta, finisco in 30 secondi, non un elemento o una frazione della Lega, della Liga, di quel che sia, ma un sottosegretario Zanetti, oltretutto de Hanca. La Liga Veneta non nasce da una banda o da st'altra, è al di sopra di queste cose, adesso vuole essere di destra e invece è la sinistra che ha prodotto questo euro in tiratura minima, mentre in Germania, quindi dico questo è uno dei 100 elementi. Se non si sa chi siamo, è inutile dire eravamo questo, dominavamo qui o lì o più o dominavamo, o invece cerchiamo di capire, non dominavamo, domando scusa, ma come era organizzata e come può essere benissimo organizzata la realtà veneta di oggi. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro, capite che i discorsi sono complessi, perciò bisogna farli finire, se no non ne veniamo fuori questa mattina, qualcuno deve capire. No, amico da capirmi. Soprattutto Franco Rocchetta di amico da capirmi veramente. Allora poi sentiamo anche Michele Favro, abbiamo appunto Vladimiro da Rovigo. Ciao Mirella, grazie. Ciao. Allora inizio con una battuta, nel discorso iniziale di Rocchetta aveva ragione a metà, nel senso che sì, è vero che nella storia della penisola da un certo momento in poi Milano è stata una delle due capitali della penisola, la capitale economica, no? La grande industria, la grande finanza e via parlando, ma è sempre stata due capitali nella penisola in Italia, l'altra è Roma, e mi sfido chiunque a negare che qua in Italia la religione cattolica non ha potere. Tutte e due queste capitali, cioè quella della grande industria, della grande finanza, di tutto grande, e quella della religione, quella del Papa, è tutto fuorché federaliste, autonomiste. La grande industria, la Confindustria, Agnelli e Bonomi, loro ha bisogno di avere rapporti con uno Stato centrale forte che garantisca dei supporti con i grandi numeri. La Fiat, Sky, Gaiavu, nei decenni dello Stato, gli era interesse reciproco sostenersi. Quindi per la grande industria e la grande economia, tutto quello che è grande, il discorso autonomista o federalista riguarda eventualmente solo aspetti residuali. Per quello che riguarda la religione cattolica, Roma, il Papa, quando che mi sento dire qualcuno che rievoca il federalismo di Don Sturzo, mi viene da ridere, cioè con tutto il rispetto possibile, perché
capisco che c'è anche il discorso religioso di aiutare i poveri. Veloce, Vladimiro. Sì, sarò alla fine. Persone come questo Papa o il Cardinale Zuppi, ma neanche per sbaglio concede un minimo di autonomia ai territori e ai popoli. Loro centralizzano tutto. Qual è il discorso? Senza mettere in discussione l'impegno che ha avuto il Presidente Zaia e la Lega qua in Veneto, che comunque sta le uniche realtà della Lega in Italia a fare un discorso almeno dalle intenzioni autenticamente autonomiste o federaliste. L'Italia non è un paese nato per dare l'autonomia o il federalismo ai territori. O un territorio riesce di sua forza, ma è qua la difficoltà, perché bisogna che sia la gente che capisca e che si muova di conseguenza, riesce a sradicare e a strappare autonomia o federalismo, oppure qua in Italia è difficile, se non è impossibile. È sempre meglio avere qualcosa, cioè meno robe fa Roma e più fa territorio, meglio è in ogni caso, ma quello che sta arrivando non si può chiamare federalismo o autonomia, è eventualmente al massimo decentramento, anche perché poi in Italia, dove che esiste tutte quante le varie regioni, ha mantenuto caratteristiche culturali, ma purtroppo qua in Italia la politica si abitua ad avere un comportamento tra virgolette ruffiano, cioè la gente purtroppo le porta no a impegnarsi. Siete troppo lunghi, Vladimiro, fate domande troppo lunghe. Poi brontola perché non riescono a prendere la linea. Giulia che c'è anche a Cascada. Vai Michele Favero, come commentiamo la telefonata e la riflessione di Vladimiro da Rovigo? Ma è necessario, lo diceva prima anche Franco, un processo culturale innanzitutto, e cioè prendere coscienza di cosa significa essere veneti. Il 90% dei veneti non conosce nulla della nostra storia e in modo particolare ricordo che la regione Veneto è la regione che spende meno di tutta Italia per fare cultura. Lo dicono i numeri del bilancio della regione. Allora, se noi non riusciremo a sostituire questo tricolore, che noi chiamiamo tridolore, con il leone marciano nel cuore di ogni veneto, non riusciremo mai a portare a casa una vera indipendenza, ma se vogliamo anche un'unità di popolo più che di indipendenza. Giusy da Treviso, dopo vai Michele perché sai come funziona, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Intanto faccio i complimenti al signor Favero e al signor Rocchetta. Volevo chiedervi una cosa, ma cosa succede che siamo veneti e non siamo capaci di mettersi d'accordo tra di noi così della Lega Veneta, della Liga e dell'indipendenza veneta? Mi date una spiegazione, perché avete tutto un buon senso, avete tutti il buon senso, sempre per il bene del nostro Veneto. Ma non c'è un accordo, dottor Favero e dottor Rocchetta, non c'è una via di mezzo per mettere a posto questa situazione, perché è da anni che andiamo avanti. Il Veneto ma sta soffrendo veramente perché non siamo uniti. Vi ringrazio. Grazie a te Giusy, mi raccomando, come Giusy fate telefonate concise, per cortesia prego Rocchetta e poi sentiamo Favero. Michele, ma no, pochi secondi se so buono, il signor Vladimiro mi parla di capitale economica, Milano deve essere necessariamente Milano, la grande industria, la grande finanza, niente vero, questo giustifica il dominio, la prepotenza, l'abuso di potere da parte di Milano, lo Stato di Milano, perché è oggettivamente uno Stato, lo chiamo io, non sono io a chiamarlo Stato, è uno Stato di fatto, anche se si chiama Regione Lombardia. Ma lo spazio italiano, quello che è il territorio della Repubblica della quale siamo cittadini, è composto da realtà diverse, da almeno tre, se si vuole chiamarle, se questa vogliamo chiamarla Italia, dal Brennero al canale di Sicilia. Ci sono almeno tre Italie. Una Italia certamente è quella della grande industria, l'industria pesante, la grande finanza, la grande economia che ha portato tutto lo Stato italiano al disastro.
Esiste un'altra Italia che non è negativa in sé, però è stata sfruttata, dissanguata come colonia, ed è quello che viene chiamato Mezzogiorno, lo Stato di Napoli e lo Stato di Sicilia, ed esiste una terza Italia, oppure prima, comunque non è seconda o terza in una gerarchia, dipende da dove la si guarda geograficamente, che è quella data da realtà come quella veneta, e non soltanto veneta, che non sono la grande industria disumanizzante che distrugge il territorio. Lo stiamo distruggendo comunque grazie a queste amministrazioni il territorio, ma non è la grande industria che ha provocato la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, il fascismo, il risorgimento che è stato tragico per tutti, il modello vincente d'Italia, è piuttosto il nostro. Dico Veneto, non è solo Veneto, è Veneto ed è Toscano, è Veneto con l'Emilia Romagna, anche questo intendevo soprattutto, siamo molto simili. Il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, certamente il Friuli e certamente anche il Trentino e il Sud Tirolo, ma anche una parte della Lombardia stessa, perché Brescia e Bergamo, mettiamoci anche Crema, anche Asola con Mantova, il Mantovano, Brescia e Bergamo che con Crema e Asola sono Repubblica Veneta, e non a caso, perché sono confini che precedono addirittura Cristo di 2000 anni, il confine dell'Adda, fanno parte di questa entità, chiamiamola Terza Italia o Prima Italia, col Veneto, con la Toscana, con l'Emilia Romagna, con tutta la costa, con le Marche, parte addirittura anche degli Abruzzi, anche qua e là, come dire, a Macia, anche nelle stesse Puglie. Questo è un modello di Italia, se vogliamo dire d'Italia, che è vincente, e questo può dare il nostro futuro. Certamente non ci si organizza, non ci si mette d'accordo con tutte queste realtà, però è questa la forza attraente dello Stato che oggi si chiama Repubblica Italiana. Non Milano, è una parola soltanto. Quando sento dire siete divisi, fate baruffa, mettetevi d'accordo. Non è semplice, signora, non è semplice, ma prima di tutto sì, perché siamo veneti, no. Varden, se si guarda tantissimi altri popoli delle nostre dimensioni, i baschi, gli irlandesi, i catalani o i più grandi o quel che sia, quelle che sembrano le mostruosità venete, la tara veneta, la malattia, sono dappertutto, addirittura in Irlanda, nel Paese Basco e non soltanto, sono arrivati ad uccidersi fra loro. Qui almeno da noi questo non siamo arrivati, quindi non è una tara nostra, è nella natura umana, questo è assolutamente nella natura umana. Poi mi fermo perché Michele... Sentiamo Michele, così conclude anche il discorso che stava finendo e risponde anche alla Giusi. Prego. Rispondo a Giusi perché ha ragione a tirarci le orecchie comunque, perché dovremmo costruire gettare le fondamenta comunque per un grande partito del territorio. Io sto lavorando per questo. E allora dico a Giusi, maggiore sarà il numero degli iscritti e tesserati a indipendenza veneta, più potere contrattuale avrà il mio movimento per fare accordi importanti, perché dobbiamo riportare il Veneto all'attenzione di tutti i veneti e di questo Stato. Oggi, sebbene ci fosse un governatore che ha raggiunto il 76%, il potere contrattuale del Veneto è venuto meno. Ricordiamoci, un referendum con il 98% dei veneti che sono andati e hanno detto sì, ad oggi, dopo 2100 giorni, non abbiamo ottenuto nulla. Ciò significa che il potere contrattuale della Regione Veneto è del tutto fatiscente. Allora, Perché? Michele, scusa se ti faccio questa domanda, Michele, scusa, ma per avere i numeri bisogna andare a prenderli dove ci sono e le lobby hanno i numeri. Come mai le lobby non vi seguono se sono le stesse lobby che dovrebbero far crescere questo Veneto? Perché non dimentichiamo l'ex ricco nord-est, dove l'economia italiana veniva quasi tutta prodotta da questo nord-est, fatto di artigiani, fatto di piccoli imprenditori, di capitani di industria con la quinta elementare che però mettevano veramente il tappeto rosso nel mondo quando arrivavano. Noi abbiamo calpestato tutto. Sono riusciti a calpestare tutto, hanno annientato gli artigiani, hanno annientato i piccoli commercianti, è sparito tutto, ma vivono le grandi lobby. Le grandi lobby non si toccano, assolutamente, si continua così e appoggiano quello che state dicendo voi, quello che al momento è il più forte, non c'è niente da fare. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio.
Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti, mi sono collegato adesso, non ho il piacere di conoscere la loro identità, diciamo, ecco. Comunque, sbaglio o nelle trattative per l'indipendenza il Trentino Alto Adige è stato molto, molto aiutato anche dall'Austria, cioè c'è stata una pressione, diciamo, dell'Austria per la indipendenza. Questo dovrebbe avere un peso, diciamo, è stato anche questo un aiuto per la loro indipendenza. Ecco, volevo un parere dei tuoi ospiti, grazie. Chi inizia per primo a rispondere? Rocchetta? Michele? Dai Michele, vai. Allora intanto precisiamo le cose, il Trentino Alto Adige, che correttamente si chiama Sud Tirolo e non Trentino Alto Adige, ha una storia completamente diversa dalla nostra. Lì è stato diviso un popolo, che era proprio il popolo sudtirolese, portato via all'Austria, e non c'entra nulla con la storia né italiana né veneta. Non ha ottenuto alcuna indipendenza, ha avuto uno statuto speciale, e diciamo che più che l'Austria è stata la determinazione dei sudtirolesi. Sappiamo che loro hanno fatto anche atti di terrorismo, non è che questi hanno aiutato, ma sicuramente hanno spaventato lo Stato italiano. Diciamo che poi c'era una realtà come quella del Sud Tirolo, come quella della Sardegna, così come della Sicilia, che dopo la guerra avevano avuto dei danni notevoli anche a livello economico, e si era pensato allora di dare uno statuto speciale proprio per dare la possibilità di crescere più in fretta, evidentemente senza i vincoli dello Stato italiano. Questa è una premessa doverosa. Noi dovremmo imparare però dal Sud Tirolo a mantenere l'identità, ripeto, lo dicevo prima, sostituendo questo tricolore con il leone marciano. E la prima identità di un popolo si fa con la lingua, come diceva prima anche Franco. Io voglio ricordare a qualche sedicente studioso del nulla o sacente del nulla che dice non è necessario studiare il veneto. Ebbene, in Israele la lingua ufficiale è l'ebraico e lo parlano tutti, ma non è che poi se chiedi a un cittadino di Israele di parlare l'inglese non lo sa, o lo sa molto male come la maggior parte degli italiani e anche dei veneti, ahimè. Allora non significa che se tu conosci la tua lingua locale non devi per forza studiare l'inglese, o meglio ancora il cinese, visto che oggi è la lingua più parlata del mondo. Però l'identità di un popolo si costruisce con la cultura, e a noi questa cultura viene celata. Allora, ma prima la maggior di andare in pubblicità, io vorrei dire a Michele Favero e a voi a casa l'intervento che ha fatto Franco Rocchetta poco tempo fa, pochi giorni fa, se il nazionalismo friulano oscura la lingua veneta. Allora, pubblicità, perché non posso farne a meno, e poi Franco Rocchetta col nazionalismo friulano che oscura la lingua veneta. Allora, leggiamo l'intervento, poi prosegue Franco Rocchetta, è molto importante. L'affascinante, impegnativo traguardo del reciproco rispetto e dell'armonia tra lingue e civiltà, popoli, territori, comunità, istituzione viene calpestato di nuovo. Compaiono nel pordenonese indicazioni stradali in italiano e friulano, ma non in veneto. Ad un civile dialogo sereno e fruttifero si preferisce l'accanirsi con arbitri e protervia. Le comunità di madrelingua veneta, discriminate per legge, sono già indebolite e divise da una pletora di pregiudizi, complessi e condizionamenti indotti istituzionalmente. Prego Franco Rocchetta, andiamo avanti. Così mi collego al discorso di Livio da Padova, come Tito Livio, al contributo dell'Austria. Il contributo dell'Austria, che venisse fuori dalla guerra come vergine, come non avesse colpe, è stato importante, è stato fondamentale. Noi non lo abbiamo perché non esiste uno Stato veneto oltre confine, in Dalmazia, nei Balcani, magari anche in Siria, perché i veneti 5.000 anni fa erano anche in Siria, oltre che in quella che oggi è la Turchia. Non esiste uno Stato veneto fuori, quindi dobbiamo muoverci, trovare in noi le energie per farlo. Le regioni a statuto speciale
Se si leggono gli atti della Costituente si capisce che le regioni a statuto speciale, che sono la Valle d'Aosta, dove i francesi avevano già portato i cingolati dei carri armati per prendersela se la Costituente non avesse, cioè 1946-47, messo in Costituzione l'autonomia, la fortissima autonomia della Valle d'Aosta, che oggi è la regione con maggior delinquenza organizzata dell'Italia, cioè mafia e camorra sono più forti in e potenti e prepotenti in Valle d'Aosta che in Sicilia e in Campania. Questa è la Valle d'Aosta. Sul Tirolo, giustamente ha ricordato Michele, quello che è lo Stato italiano, il Regno prima e la Repubblica poi nel Novecento hanno i danni provocati al popolo sudtirolese, i nostri fradei anche qui, come i trentini, ma come anche i siciliani, i sardi, i friulani. Sono 5 le regioni di statuto speciale, ma tutte le motivazioni date ufficialmente per giustificare queste autonomie speciali, bisogna di imbrogi, sono bugie, cortine fumogene. Quelle 5 regioni sono a statuto speciale perché questo era nell'interesse di altri stati del mondo germanico che pur in Sansaré distrutto dopo la guerra, però era ancora potente, come oggi è potentissimo, lo si vede anche in Ucraina, gli interessi della Francia, gli interessi della Jugoslavia e soprattutto del blocco sovietico, perché la Costituente si attua quando, cioè la Costituzione con le 5 regioni a statuto speciale, quindi anche il Friuli Venezia Giulia, quando la Jugoslavia è ancora con Mosca, e poi l'Inghilterra e gli Stati Uniti per le loro basi. È da più di 300 anni che la Sicilia è non solo l'orto, il giardino, la vigna, è l'avamposto inglese nel Mediterraneo, continua a essere, per questo sono a statuto speciale. Noi non abbiamo questo. Allora sul Friuli sarà giusto dire una parola dopo. Fermo un attimo, però con perché sennò cade la linea. Abbiamo Adriana da Jesolo. Vai Adriana. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io ringrazio il signor Franco perché ha parlato di tante cose, parlato anche di diciamo veneti che sono veramente gente che lavora, gente che sa di lavorare, ha voglia di lavorare, di creare qualcosa, avere il suo. Io sono d'accordo con lui anche se sono straniera, che tanti in politica sono entrati, non so come mai, se può entrare a chiunque, non lo so che politica è, perché ha parlato di Schlein che diciamo non è proprio italiana. Secondo me devono esserci più gente italiana che sa cultura, che sa storia, perché se tu sei straniero e vieni in Italia devi rispettare le leggi italiane, ok? Come anche Somar, che in Parlamento, non lo so, lui sempre dice che si tratta di colore di pelle. Non è vero. Se sono io cieca che non vedo, come posso sapere che colore di pelle sei? Devi essere come prima che entri in Parlamento, essere umano, onesto, che lui non lo sa. Da che paese provieni tu, Adriana? Adesso è ancora là. Ecco. Adriana, da che paese provieni tu? Croazia. Io posso solo dire grazie a Italia che mi ha ricolta, che mi ha dato possibilità di lavorare e basta, niente un altro. Grazie tutto, a Veneti tutti. Grazie, allora, grazie Adriana, mi fa piacere risentirti, grazie della telefonata. Michele, come commenti questa telefonata di Adriana, croata, ma che vive qui in Italia a Jesolo e ringrazia gli italiani e i veneti? Beh, innanzitutto ringrazio i veneti, perché forse gli italiani non li ha conosciuti bene. Probabilmente lavora in Veneto, lei non in Italia. Io non ringrazio ovviamente gli italiani perché la pressione fiscale è una delle più alte del mondo, stanno distruggendo la piccola e media impresa, come è stato ricordato bene prima, e allora spero che la signora si convinca che è necessario invece avere un Veneto diverso da quello che oggi è una regione chiamata a mantenere una pletora di parassiti. E ricordo sempre il discorso di Miglio, che forse è il discorso più importante fatto negli ultimi anni, cioè che le società sono come un animale, no? Quando nell'animale i parassiti superano un certo numero, l'animale muore.
e questo avviene anche per la società. Sono necessari 3 step da fare a mio avviso. Primo, riportare una grande cultura veneta che manca ai veneti, soprattutto ai giovani. Ecco perché la prima materia su cui bisognerebbe concentrarsi è l'istruzione, che è fondamentale. La seconda è partecipare attivamente alla vita dei comuni, che sono rimaste così le uniche istituzioni vicine al popolo veneto, e poi cambiare anche il rapporto con l'Unione Europea, che dovrebbe collassare, a mio avviso, per riportare in luce l'Europa dei popoli, che non ha nulla a che fare con questa Unione Europea delle banche e della finanza. Questi sono i 3 passaggi fondamentali se vogliamo ricominciare a vivere in modo decoroso e non a sopravvivere mantenendo questi stati nazionali ottocenteschi che non hanno più nulla da dire se non, diciamo così, vivere per mantenere i propri privilegi. Allora, Franco Rocchetta, ma come può un paese produrre, volare, creare, comandato dalla mafia e dalla massoneria? Perché questo sta succedendo. Come fa un cittadino veramente sentirsi italiano, sentirsi protetto anche col voto, quando vediamo che non ci danno le preferenze, che addirittura anche a livello locale tu voti una persona, prende tanti voti, poi ne va su un'altra che non si è neanche candidata, che non ha preso niente, e allora già a livello locale il cittadino si vede frustrato, si vede umiliato, e dice ma come, ma perché allora succede questo? Per non andare poi a livello provinciale, province che non si sanno ancora cosa sono, cosa fanno, ma con questa arroganza e prepotenza della politica che governa. Se non sei d'accordo con me, guai, ti azzero, ti anniento, ti umilio, ecco, ti faccio secco perché ho il potere di farlo, per non parlare a livello regionale, faticosissimo da arrivarci per il cittadino, tanto è vero che l'unico riferimento sono i sindaci, a livello nazionale non ne parliamo, sciopero fuori, se accolgono qualcuno ne accolgono uno, poi ritorna tutto come prima. Questo stato parassitario dove si paga gente che non lavora, che non fa niente, l'operaio, il pensionato è all'ultimo posto, che è quello che produce, quello che veramente crea lavoro, crea armonia, crea potere, e non si fa, si continua a parlare, c'è la politica del dire e non del fare. Prego Franco Rocchetta. Ore per rispondere. Do parole, che so arriva a me, credo prima, comunque indipendentemente da Miglio, il livello di parassitismo, quando supera una certa soglia, porta alla morte dell'individuo o della società, e così la malattia. La nostra è una società malata, nostra è italiana e anche veneta. Abbiamo combattuto con coraggio e non da poco combattuti da destra e da sinistra contro l'istituto dell'invio dei presunti o veri mafiosi, camorristi, quant'altro in Veneto in soggiorno obbligato. Peraltro queste entità, la mafia e la camorra, che sono forti, potenti e prepotenti grazie a 2 entità soprattutto, Giuseppe Garibaldi, l'Inghilterra che gli stava alle spalle, e naturalmente anche i Savoia, perché senza Garibaldi la mafia in Sicilia e la camorra a Napoli sarebbero restati fenomeni soltanto locali. Questo va detto, questo va saputo, l'importanza, giustamente dice Michele, dell'informazione. L'informazione è anche questa. Però, per terribile che sia la nostra situazione, ci sono nel mondo situazioni coloniali, perché il Veneto è una colonia dello Stato italiano, ancora più tragiche della nostra. Come se ne viene fuori? In tanti modi, non necessariamente con la violenza, con la guerra armata, che poi verrà sempre monopolizzata da entità esterne, perché l'Angola diventa indipendente dal Portogallo nel 75, ma la vera guerra di liberazione comincia dopo, con 3 eserciti, pagati uno da Washington, uno da Mosca e uno da Pechino, milioni di morti in Angola dopo la cosiddetta indipendenza. Quindi i tempi sono sempre, o l'India si libera di quel cancro spaventoso che è stato il colonialismo britannico, ma ancora adesso vivono in condizioni pietose, quindi bisogna sapere che tutto non si può avere in pochi anni o nemmeno in pochi decenni. E però giustamente Michele dice l'importanza della informazione. Allora, se vogliamo che il Veneto, che non ha uno Stato veneto e non vuole avere un partner, un protettore esterno, si chiami Vienna, si chiami Berlino, si chiami Mosca, si chiami Washington, la Cina o il Vaticano o Israele o quant'altro, si liberi da queste. Alcune malattie
la degenerazione della massoneria, la partitocrazia era scomparsa, oggi è ancora peggiore. Almeno si imparino alcune cose. L'istruzione, torno anche al discorso delle regioni. Io non posso non ricordarlo, io ho combattuto a viso aperto la Democrazia Cristiana per decenni. Il mio primo processo, portato a processo da tutti i vertici della Democrazia Cristiana Veneta nel 1969, vuol dire 54 anni fa. Peraltro ho sempre detto, se invece di essere qui fossi stato in Emilia, il nemico non sarebbe stata la DC, sarebbe stato il PC dell'Emilia. Però la DC veneta ha espresso delle bellissime figure. Se c'è l'istruzione per tutti, anche se è un'istruzione di tipo coloniale, starebbe a noi, genitori, coordinandosi, a modificarla. Lo dobbiamo a Veneto, GUI, l'istruzione. E se abbiamo un sistema sanitario per cui operazioni che potrebbero costare migliaia o decine di migliaia, operazioni chirurgiche di euro, vengono effettuate di fatto gratuitamente da un sistema sanitario che è oltretutto la continuazione del sistema sanitario veneto della Repubblica Veneta, ma anche dei secoli e dei millenni precedenti, anche prima di Cristo, di San Marco del Veneto, lo dobbiamo ad una veneta, Tina Anselmi, perché la sanità è, nella civiltà veneta, una funzione sociale, comunitaria, collettiva, non è data dal barone o dalla lobby che con denaro crea centri di medicina ottimi, ma mi fermo qui. E il fatto che dal Veneto, nonostante il periodo napoleonico prima, quello asburgico dopo nell'Ottocento, anche su questo c'è tanta confusione, poi il periodo italiano che comincia nel 1866, il Veneto abbia prodotto, in parte produca ancora oggi qualcosa di buono, dobbiamo capire che questo non nasce dal caso. Questo nasce da una civiltà che è la nostra, che dovremmo studiare. E della nostra civiltà è un altro, ecco perché ho detto la DC, perché i due che ho nominato sono democristiani. Adesso ne nomino un terzo che mi onoro di aver avuto per amico, Eugenio Gatto. Se è vero che con un atto di ingiustizia e discriminazione spaventoso la Costituzione, che è bella, bellissima... Eccola qua, la leggo tutte le mattine. Ecco, benissimo, ci sono capitoli meravigliosi, non so se sia la più bella del mondo, ci sono passaggi meravigliosi. All'inizio parla dell'eguaglianza, ma il fatto che i cittadini di 5 regioni a statuto speciale godano di diritti che sono negati a noi, i friulani hanno diritto alla lingua, noi no, e da questo discende anche la legge infame creata con un vero e proprio golpe, la legge 482 del 1900, c'è un errore in versione dei numeri sull'articolo, del 1999, per cui il friulano è lingua e il veneto, il ligure, il napoletano e tantissime altre, il bolognese, il bergamasco non sarebbero lingue, sarebbero dialetti. Contro queste ingiustizie si è battuto un veneto, Eugenio Gatto, è riuscito a diventare ministro. Se esistono le regioni, pur Hotte, Sotignaco e Zoppe, Mede Orbe, Mede Peroco e Scarsè Stracarghe, se esistono le regioni dal 1970 si deve a questo ministro veneto democristiano Eugenio Gatto, che in forza della cultura veneta, della civiltà veneta, che lui conosceva più di tanti leghisti di oggi, ha creato, con un altro personaggio che ho combattuto ma non era il peggiore, Mariano Rumor, sono arrivati a sbloccare la situazione, perché altrimenti avremmo avuto all'infinito 5 regioni soltanto, le pararepubbliche appunto Friuli, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino e Sud Tirolo, e le altre 15 saremmo state in quello stato centralista, soltanto centralista, che veniva prima ipotizzato da Vladimiro. No, dobbiamo sapere questo e dobbiamo trovare in noi la forza, che ha ragione Michele, al limite, non dico imparando perché lo avremmo fatto anche noi, ma tutti i tentativi sono stati castrati. Perché lasciamo perdere? Perché i Sud Tirolo possono fare certe cose e noi no. Però anche da noi ci sono stati tentativi, poi li hanno fatti abortire. Non c'è soltanto la frammentazione per litigiosità, che è umana e non soltanto veneta, ci sono anche le infiltrazioni, i migliori partiti, le migliori forze. Non posso, visto se ho parlato di Sud Tirolo, dimenticare, per me è stata una lezione eccezionale, nel 1964, 59 anni fa, i vertici, diciamo, del movimento, per alcuni patriottico, per altri terroristico, sudtirolese, era costituito da 3 persone. Vivevano alla macchia, dormivano assieme. Una delle 3 cerca di uccidere gli altri 2.
Kerbler cerca di uccidere Amplatz, crede di averli uccisi tutti e due, Alois Amplatz e Georg Klotz. In realtà Klotz si salva e smaschera questo, e questo era un agente dei servizi segreti italiani. La massoneria degenerata con la P2, Berlusconi era una figura, e anche Miglio, anche il professor Miglio era della P2 con progetti spaventosi, che poi la televisione lo presentasse come un santo, un liberatore, ma è tutta come la propaganda su Garibaldi e sul Risorgimento. Allora dico, però gli stessi servizi segreti italiani, anche prima ancora di essere infiltrati dalla massoneria, hanno provocato tentato la morte di questi due, quindi i fronti sono tanti, anche interni, quindi nulla è semplice, però è giusto continuare a cercare con l'informazione, portando quanto più possibile le cose e del passato e dell'oggi alla luce del sole, portare avanti questa battaglia che vedo questa forza politica cerca con più buona volontà di altre di portare avanti. Allora Michele Favero, dopo tante riflessioni mi viene da pensare una cosa. Qui c'è un detto in Veneto, servo suo paron. Tanto è vero che quando telefono, scusa, posso, mi perdoni. Non è che la politica, la massoneria, i grandi centri del potere sanno che a rispetto di pochi, messi da loro quasi sempre, c'è un popolo sottomesso, un popolo che cerca sempre un leader ma non lo trova, un popolo che avrebbe bisogno di un condottiero ma vige sempre servo suo paron, perché è così, non siamo ascoltati, non abbiamo potere. Qualcuno tenta, come diceva Franco Rocchetta, ma non c'è riuscito perché l'hanno beccati subito e li abbiamo visti, cioè, la storia è questa, non si può cambiare la storia. Qualcuno ha tentato di cambiare questo Veneto ma non c'è riuscito. Prego Michele. No, più che sottomesso io direi che è narcotizzato questo popolo, però è anche una colpa dei veneti perché non siamo i più bravi del mondo e se non ci vogliamo bene, ricordo, lo dicevo prima, mal che se vogliono dove, allora i veneti dovrebbero prendere coscienza che se vogliono mantenere la nostra identità, una storia straordinaria che è unica al mondo, quella dei 1100 anni della Serenissima, dobbiamo e devono sforzarci di coltivare la propria cultura e di diciamo così, andare oltre le righe e sostenere dei movimenti che stanno lottando per questo. Poi se uno si adagia perché ha paura, no? La prima cosa, ricordo ancora, siccome siamo stati noi a portare in Consiglio regionale il referendum sull'indipendenza e dal quale è nato anche il referendum sull'autonomia, io ricordo, senza fare i nomi, c'erano dei consiglieri regionali che dicevano mamma mia, qua mi porta via anche a casa il Capannò. Ecco, bisogna avere il coraggio che le nostre idee non devono in qualche modo arginarsi perché abbiamo paura di qualcuno che potrebbe farci del male. Le nostre idee, come dice qualcuno, non devono demordere mai, dobbiamo andare avanti se crediamo in un progetto. Se invece vogliamo allinearci a tutti e dire beh guarda, piuttosto che fare casino, come dicono tanti veneti, no, accontentiamoci di questo, è la storia della rana bollita, che ho detto più volte anche da te. No, questa rana, se noi mettiamo una rana in una pentola bollente, una rana, questa qua la buttiamo dentro, di colpo esce fuori, perché se l'acqua è bollente la rana esce fuori di colpo. Però se noi mettiamo la pentola con il fuoco lento, mettiamo dentro la rana, un po' alla volta lei si adagia fino a che l'acqua bolle e muore. E questo sta avvenendo per il popolo veneto. Si sono adagiati con lo Stato italiano ad avere, diciamo così, una vita decorosa, ma non si accorgono, man mano che passa il tempo, che il loro stipendio, il loro salario non serve nemmeno più per mantenere una famiglia, nemmeno se si lavora in due oggi. Che le rate di mutuo, grazie alla politica criminale, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, di Draghi, stanno passando ad aumenti del 70%, perché tutti i direttori di banca hanno fatto sottoscrivere mutui variabili, sapendo che sarebbe successo quello che sta avvenendo oggi. Abbiamo persone che muoiono al caldo e dicono no, viene enfatizzata la cosa, si lavora a 33 gradi. No,
si lavorano a 75 anni, ci sono persone che a 75 anni per sopravvivere, anziché essere in pensione, devono lavorare. E ospitiamo qua dei migranti che arrivano con il telefonino e poi si fanno i selfie a 18 anni. Michele, un attimo, perché abbiamo Luciano da Verona, se no mi cade la linea, come vedete hanno chiamato da tutte le città. Vai Luciano. Perfetto. Buongiorno signora Birella. Buongiorno. Lei, i suoi ospiti, mi senti bene? Sì, benissimo. Allora, io concordo veramente con i due signori ospiti che hai, che non mi ricordo il nome. Sono veramente dei grandi signori. 2099 giorni che aspettiamo l'autonomia. Se noi veneti non serviamo perché siamo massa bonaccioni e anche un po' coglioni a dirsi chiaro tondo, bisogna andare in piazza, ma finché abbiamo le sinistre veneti che sono contro di noi dell'autonomia, io sono un povero ignorante in materia, quando c'è il Friuli, il Trentino Alto Adige, la Val d'Aosta eccetera eccetera, dobbiamo andare in piazza e gridare, perché come ha detto il signore che sul lato destro perderemo l'entità, la nostra cultura, la nostra cristianità. Guarda che continua ad arrivare musulmani a milioni ormai, perderemo la nostra identità veneta, 1120 anni di storia. Allora io dico una cosa, l'umanità va più a un certo punto, perché quando vedo qua le signore musulmane che si buttano dentro vestiti in mare, già partiamo che perdiamo la nostra entità, la nostra cristianità. Cosa aspettiamo? Che le chiese diventano moschee? E mi dicono che sono razzista, io sono amante della mia terra e ho emigrato e dico grazie alla Svizzera ancora, io sono amante del mio Veneto. Ecco la verità, dobbiamo alzare la voce e andare in piazza, massa boni e massa coglioni, scusami dell'espressione, buona giornata. Grazie Luciano della telefonata. Allora Franco Rocchetta, se vuole commentare poi ci saluta perché abbiamo finito, il tempo è volato, prego. No, passo la parola a Michele. Michele, come vuoi commentare? Franco non ha fatto altro che dire quello che stavo dicendo poc'anzi, no? È vero che c'è in atto anche questo, cioè non è stata fatta nessuna politica per la famiglia, perché ormai ricordiamo a tutti che un asilo nido, tanto per citare un caso, costa mediamente 500 euro al mese. Quali sono i giovani oggi che ne so, con uno stipendio da 1100 euro se va bene, si fanno il mutuo per la casa, ammesso che non siano figli di papà, e poi mettono al mondo un figlio? Significa fare sacrifici enormi che purtroppo oggi non solo non si possono più fare, ma si rischia anche di avere poi dei problemi enormi a livello familiare. Non c'è stata nessuna politica perché si vuole di fatto portare qua dei giovanotti dalle coste africane più vicine, metterli dentro nelle aziende e abbassare anche il costo dei salari, perché tanto questi qua non hanno radici, non hanno nulla, e vediamo quello che sta avvenendo. Michele, devo interrompere perché ho forato tantissimo, devo salutarti, grazie di essere stato ospite di Sveglia Veneti. Franco Rocchetta, come ci saluta? Ciao, un saluto veneto, ciao, vuol dire a disposizione. E per quello che ha detto Luciano da Verona? Ma è evidente, lo abbiamo disesto per anni, la politica dell'immigrazione è per portare qua gente buona, cattiva, bella, brutta, tutto relativo, ma portare qui persone che vengano sfruttati e abbassano la nostra dignità in tantissimi modi, in modi molteplici. Però il meccanismo proprio è questo, del peggior capitalismo selvaggio. Mentre, bisogna dire una cosa, nella Repubblica Veneta c'erano elementi, questo non tutti lo capiscono, questo aprirebbe un discorso, sia di socialismo sia di capitalismo, ma era un capitalismo dal volto umano, non lo dico io, lo dicono gli studiosi, gli economisti francesi, inglesi, tedeschi e russi. Ecco, se si impara a conoscere, a capire anche questo, si riesce anche, si dovrebbe cominciare anche a capire, anche a livello comunale, e poi via via, politiche per la famiglia, una posizione diversa, più ragionata, più realista, più lungimirante riguardo ai fenomeni migratori, che ci sono sempre stati, però possono essere gestiti bene, possono essere gestiti... Scusa Franco, accoglienza diffusa, sei d'accordo o contrario?
A monte bisogna discuterne, il Veneto deve richiedere, non può accettare ogni volta lo stesso Presidente Zaia di delegare, si chiede, scusa Michele, si chiede se è stata chiesta l'indipendenza, un altro discorso, comunque col referendum che è stato possibile realizzare l'autonomia. E poi abbiamo un Presidente che non la pratica. Allora la grande civiltà veneta, secolo più, secolo meno, 2-3 mila anni di più, 2-3 mila anni di meno, è incarnata da molte figure. Uno è Paolo Sarpi. Paolo Sarpi dice: l'autonomia non la si chiede, la si costruisce. Abbiamo un Presidente della Regione che si fa chiamare in maniera ridicola governatore, il quale delega nelle cose più importanti, chiede l'aiuto al governo. Ci si deve muovere, ha i poteri, ha la forza per farlo. Visto che si parla dell'Europa dei popoli, le regioni della Spagna lo fanno questo. A parte la Catalogna che è un altro discorso, lo fanno tutte, lo fanno in Germania, perché non possiamo farlo noi? Si chiede l'autonomia e chi ha gli strumenti del potere, il timone in mano, il volante in mano, va in un parcheggio e delega a Roma. Questo è il Presidente Zaia. Grazie anche a Franco Rocchetta, padre della Liga Veneta, grazie sempre anche a Michele Favero, grazie anche a voi per le telefonate da tutte le città, grazie, pubblicità. Grazie. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Bruno Visentin, pensionato, che racconterà una storia incredibilmente incredibile, ma io ve ne ho raccontato un'altra di buoni del tesoro, che firmi un contratto in bianco perché il tasso di interesse non te lo danno fino al giorno dopo che fai l'asta, ma intanto firmi un contratto in bianco, non so se questo è normale. E abbiamo anche dal Kenya collegata Paola Viola, cofondatrice Una Mano per un Sorriso for Children. Grazie anche a Paola Viola di essere con noi. Saluto chi hai vicino a te, Paola, ciao. Ciao Mirella, ti ho portato, anzi veramente è qui con me ormai già da un mese, uno di quei giovani di cui abbiamo parlato tante volte. Lui è Pietro e poi ti racconterà che cosa sta facendo qui in Kenya da un mese con me. Sai, ne abbiamo parlato così tanto che mi sembrava giusto farteli anche conoscere e incominciare a vedere. E vedere soprattutto i ragazzi che fanno volontariato, magari non in Italia perché non hanno capito cosa siamo e chi siamo, non ci conoscono, ma vanno dove conoscono e vanno a parare sicuro, perché l'obiettivo è aiutare queste fragilità. Allora, grazie Paola e grazie anche a questo meraviglioso ragazzo che conosceremo, e salutiamo anche Bruno Visentin, pensionato. Allora, raccontiamo la storia di Bruno Visentin, pensionato, perché è qua. Senti la storia in Italia, poi diciamo perché i ragazzi scappano, e sfido io, prego. Allora, il fatto comincia nel 2021. Ricevo una telefonata dalla mia banca e l'impiegata mi dice: Bruno, puoi passare di qua che ti devo parlare di una cosa? Sì, va bene, ok. Io il giorno dopo sono andato in banca e l'impiegata mi fa: ciao Bruno, ascolta, ho visto che sul tuo conto corrente ci sono dei soldi, perché non li investi di qua e di là? Guarda, io dico, non è che mi interessi tanto investire, no, ma guarda, piuttosto di non prendere niente sul conto corrente, ti conviene fare dei BTP. Guarda, ci sono dei BTP ottimi, tutti quanti dallo Stato, e per quanto poco, insomma, prendi qualcosa. Guarda, ho detto, veramente di interessi non è che mi interessi più di tanto, perché ogni volta che ho fatto qualcosa di interessi proprio ho visto, c'è stato più le perdite che non i guadagni. Comunque, vabbè, a parte che essendo la cliente di questa banca da più di 20 anni, ormai questa ragazza era diventata come un'amica. Lei mi consiglia, fa: guarda, ti conviene fare questi BTP che sono dello Stato, una cosa e l'altra, e insomma, se non altro, ho detto, ogni 6 mesi ti prendi una piccola cedola che è qualcosa, piuttosto di un pugno nel naso. Va bene anche questo, ho detto. Vabbè, mi sono lasciato convincere e ho firmato le carte. Naturalmente lei non mi ha fatto vedere né questo né quello né che altro, solo in fiducia, perché dopo 20 anni che ci conosciamo, ho detto, mi fa, io faccio, ma scusami, non posso dire i nomi, va bene, comunque, scusami, ma quanto dura questo investimento? Lei fa,
5 anni, madonna che scusa, 5 anni sono tanti, 5 anni. No, ma non c'è nessun problema perché guarda, sono dei BTP, hai bisogno di soldi, 2 o 3 giorni e li hai sul tuo conto corrente. Non c'è nessunissimo problema di questo e quello. Insomma, va bene, mi sono lasciato convincere, tutto quanto, ok, firmato, fatto e sbrigato, così contento. Io sono andato a casa col mio plicchetto di carte che mi ha dato in mano e ogni tanto me lo guardavo, che bello, contento, ho telefonato a mio figlio a Londra, guarda amore, ho messo via i soldini, questo qua di 35.000 euro, quasi tutti quelli che c'erano in banca, si è presa e ho fatto questo investimento, sono contento, lui fa, hai fatto bene papà, non so, adesso non so, comunque sei contento te? No, no, io sono contento, tutto. Io dopo questo pplichetto ogni tanto me lo guardavo e dicevo, oh, che bello, sono contento perché è una, come si dice, sono soldini che sono contento, stavo la persona più felice di questa terra. Stavolta riesco a prendere qualcosa. No, a prendere qualcosa, non ho mai pensato a prendere qualcosa, ero contento di aver messo via questi 35.000 euro, così contento. Bene, per un anno e mezzo, una cosa, intanto è arrivata anche una cedola di 114 euro di guadagno dei 6 mesi. E ho detto, beh, piuttosto di un pugno nel naso, va benissimo, anche questi soldini qua, ok, sono i soldi di una pizza al mese, va bene. Passano il tempo una cosa e l'altra, verso dicembre del 2022 sono andato in banca perché mi scocciava, ogni 10-12 giorni andavo in banca per fare il resoconto di quanti soldi avevo speso, perché una volta quando aprivi il portafoglio vedevi i soldi e allora ti regolavi. Adesso con la carta di credito non sai mai come regolarti una cosa e l'altra. Ok, allora sono andato in banca e una ragazza gentilissima, ma perché non si fa l'app, capito? E così vedi i suoi movimenti e sa man mano i soldini che ha, se ne ha, se non ne ha. Madonna, come si fa? Non c'è problema, guardi, 5 minuti gliela faccio. Gentilissima, me l'ha fatto, bene, così. E fa così, vede anche dei soldi che ha, dei buoni che ha, tutto quanto. Ah sì, bene, guardo, caspita, e dico, ma scusa, qua titoli sono scritti 23.000 euro, non 35. E faccio, scusa, ma cos'è sta roba qua? Ah, io non so, ho detto, non so, parli con quella che ha fatto questo investimento. Allora sono andato sull'altro ufficio e faccio, scusami, ho detto, ma cos'è sta roba qua? Ah, sai Bruno, ho detto, i BTP hanno avuto un piccolo calo di ritocco. Ho detto, ma scusa, un piccolo calo, 12.000 euro, ho detto, scusa, in un anno e mezzo? Ma siamo matti, ma come li hanno investiti lo Stato? Come li ha investiti? Da Banda Bassotti? Io faccio, non so, ma comunque ma tu non ti devi preoccupare. No, caspita, ho detto, sono i miei risparmi, mi preoccupo di questo e quello. E fa, a proposito Ilenia, tu mi hai dato le carte e tutto quanto, io non me ne intendo, perché per via di quello che mi avete fatto firmare, di questo e di quello, io avevo come si dice, capacità di banca media, non è che ero competente o questo e quello. Va bene, comunque faccio. E ho guardato sui fogli che mi hai dato e non ho visto la data di scadenza, che di solito quando facevo anni fa BTP, botto, cosa c'era la data di scadenza. Ah, forse sarà una dimenticanza. Sì, anch'io ho pensato una dimenticanza, però ho detto, volevo sapere. Comunque ho detto, sì, ma tu hai detto, non ti devi preoccupare, ho detto, perché tanto alla scadenza tu avrai i tuoi 35.000 euro. Madonna, sì, vabbè. Beh, a parte ho detto alla scadenza, mica ho fatto, li ho investiti il 20 di aprile del 21, ho detto, aggiungo i 5 anni e così. Però ho detto, mi piacerebbe che fosse scritto anche una cosa del genere. E comunque ho detto, ti guarda e ha così a fare. E ora lei digita e tu quanto fa? No, Bruno fa, guarda che tu non l'hai fatto per 5 anni. No, amore, ho detto, come non l'ho fatto per 5 anni? Cos'è sta storia qua? Sì, fatto questi BTP, hai detto, che sono i BTP Futura, possiamo dire i nomi, così o anche? Beh, insomma, Futura di questo qua, e sono a 16 anni. Cosa? Ho detto, a 16 anni? Ma vai via di testa o cosa? Ho detto, ma ti hai mai detto chi era a 16 anni? Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Ho detto, ti ricordi invece che abbiamo parlato dei 5 anni? Sì, no. Senti amore, ho detto, andiamo dal direttore perché questa qua, ho detto, mi stai imbrogliando? E tutto quanto. Vabbè, siamo andati. E il direttore era occupato, ha detto, no, venite domani perché dobbiamo parlare, tutto quanto. Allora, ho spiegato tutta quanta la storia e dico, ma scusa tanto,
cos'è sta roba qua? Che mi ha detto per 5 anni e adesso salta fuori che sono 16 anni. Scusa, io ho 77 anni e mi date i soldi fra 16 anni. Ma che discorso è? Ho detto, si figuri, ho detto, se mi diceva una cosa del genere, sì, io facevo una roba. E allora, gentilissimo, il direttore fa, aspetti un attimo che vediamo, digita, e mi tira fuori un foglio di carta, che ho tutte le copie qua, una cosa e l'altra, e no, sono 16 anni, che dico sono i BTP Futura, e sì, ho detto, ma scusa, adesso ho guardato, e giustamente la ragazza qua mi aveva detto, non c'è problema, se li vuoi, li vendi anche 2 giorni e dai subito i tuoi soldini. Ma scusa, adesso mi dice che sì, posso averli in 2 o 3 giorni, però non più 35.000, ma 23.000, perché hanno avuto un piccolo, aveva detto, un piccolo ritocco. Ho detto, scusa tanto, se c'è un piccolo ritocco, com'è un grande ritocco? Sì, però ho detto, anche il direttore, ho detto, però lei non si deve preoccupare, ho detto, perché alla scadenza gli verranno dati 35.000 euro. Scusa, ma che discorsi mi viene a fare? 35.000 euro alla scadenza? Scadono nel 2037. Nel 2037, scusa, gli ho detto quanti anni ho e lei lo sapeva perché sono 20 anni che ci conosciamo. Ho detto, insomma, non so, senta direttore, ho detto, chiami la sede, chiami di qua, chiami di là, le dica che io sono stato raggirato e imbrogliato dall'impiegata di banca, ma tramite la banca, perché ho detto, a banca lo sapeva cosa che faceva l'impiegata, perché non penso che l'impiegata si Ma inventi. ad oggi qual è la realtà di oggi? È stato richiamato, le hanno dato... Mi hanno richiamato e tutto perché sono andato in piazza a allora, avevo mandato una lettera tramite l'avvocato e l'avvocato le hanno risposto picche che si poteva fare l'investimento e l'hanno fatto. E invece io ho detto adesso vado in piazza, sono andato in piazza con i cartelli e tutto Poi quanto, con i cartelli, e ho detto scusatemi a fare, se non che intanto che ero là in Piazza dei Signori mi arriva una telefonata, mi fa pronto, mi dice nome e cognome, che adesso non ricordo, e fa sono un funzionario della banca, mi hanno mandato, sono in vacanza, che ho detto ma mi hanno mandato la sua foto che sta protestando per via di quello che a lei è successo. E beh, capirà, sì. E fa, guardi, per cortesia, mi dia 4 o 5 giorni che vedo di risolvere il problema. Gentilissimo, ho detto, la ringrazio, ho detto, guardi, ho detto, vada pure a tolga i cartelli, che ho detto che vediamo di risolvere. Bene, durante la settimana mi ha chiamato, ho detto, guardi, vengo giù a Treviso e tutto quanto, ci vediamo venerdì in filiale. Io il venerdì sono andato, questa persona degna, simpaticissima, e tutto quanto, fa, signor Visentin, mi dispiace, che purtroppo la sede mi ha detto picche, che non può fare niente. Ho detto, tutta più l'agevolazione che le fanno è quella di non fargli pagare come si dice, i soldi che sono dentro in banca, che devi pagare anche perché hanno i buoni del tesoro. Ho detto, ma scusa tanto, ho detto, di interesse mi veniva dati i soldi di una pizza, adesso lei mi dice che mi dà anche i soldini di 5 euro al mese per una biretta, ho detto, non ho capito. Va bene, ho detto, non accetto, adesso continuerò ad andare in piazza a protestare perché insomma mi sento... Le storie italiane, avete capito? Quello che è successo non basta, ancora queste persone con le spalle al muro che vanno a protestare, hanno il coraggio di protestare, di metterci la faccia per vedere e soprattutto avere giustizia. Abbiamo Sandra in linea, vai Sandra! Sandra? Niente, è caduta la linea, mi dispiace purtroppo, ma era una storia da sentire. Allora, meglio che andiamo in Kenya, Bruno, andiamo in Kenya da Paola Viola, poi sentiremo. Sì. E soprattutto io vorrei sentire questo ragazzo, ecco, queste storie incredibili, assurde, che stiamo ascoltando. Siamo più protetti là che più protetti qua. A questo punto meglio, Bruno, che te fossi andare in Kenya. A Malindi. A Malindi. No, ho capito. Sandra? Sandra? Mi senti? Sì, adesso ti sento Sandra, vai. Hai sentito la storia incredibile del nostro Bruno? Stamattina è caduta la linea 4 volte. Vabbè, dai. Allora, saluti al signore pensionato che mi prende e guarda il cuore, e saluti alla signora che è in Kenya. Io ho seguito anche prima la trasmissione e sono d'accordo con i 2 ospiti, al 100 anche al 1000 per 1000. E vabbè, è un altro discorso. Purtroppo, Mirella, siamo messi male, perché se uno per far valere i propri diritti deve andare in piazza, e le banche ormai sono diventate
non lo so, una volta c'era un rapporto che era quasi familiare, sapevano la tua condizione, che tu fossi pensionato, che tu fossi industriale, che tu fossi... Adesso non è più così. E me l'ha detto anche un nostro amico che è il direttore di banca. Ha detto ormai basta, schiacci un bottone e decide, e questo purtroppo è dovuto all'Europa, perché è inutile, Mirella, l'Europa ha fatto solo danni. Io, come ha detto prima i vostri ospiti precedenti, io sono per l'Europa dei popoli, non l'Europa così che dobbiamo misurare le zucchine, adesso il cappotto e tutte queste robe qua, poi gli figli, cioè siamo veramente, scusa, alla frutta. Allora uno si demoralizza, perché non è neanche giusto che quel signore qua, sto pensionato, il signor Visentin mi pare, che ha messo via dei denari con duro lavoro, perché immagino con duro lavoro, che voleva essere un po' più tranquillo la sua futura vecchiaia, come io, come tutti. Io non ho i conti in banca, però non importa, a me basta avere diciamo il necessario. Però porca miseria, non sarà mica giusta una cosa del genere. Combatta e faccia causa alla banca, come ha detto con l'avvocato, e dopo se vai in piazza, io sono a Padova, però se vai in piazza faccia dei messaggi WhatsApp che io li mando in giro amici, parenti, e li faccio girare. Questa è la grande famiglia di Sveglia Veneti, solidale con gli ospiti. Allora grazie Sandra, poi commenteremo. Io vedo un bel campo da basket, meglio che giriamo registro, perché è da impazzire, la confusione regna sovrana, mentre qua vediamo una realtà dove si costruisce la realtà del fare, non del dire, del fare. Prego, allora chi parla? Ma darei sicuramente la parola a Pietro, così ti può raccontare che cosa sta succedendo e cosa stiamo facendo. Tu lo sai Mirella che noi siamo molto felici di essere ospiti con te oggi, nonostante che da un mese ormai siamo qui e stiamo lavorando giorno e notte. Ormai la grande promessa che abbiamo fatto prima di tutto ai bambini, a noi stessi e a tutte le persone che comunque anche seguono te, perché abbiamo raccontato, è da più di un anno che raccontiamo ormai questa storia, questa promessa direi che l'abbiamo più che mantenuta, e quindi siamo veramente felici oggi di potertelo raccontare. E anch'io sono felice di ospitarvi. Allora sentiamo Pietro, cosa ci racconti? Ecco, questi bambini, queste fragilità che non sanno difendersi, ecco, per fortuna che ci sono queste associazioni che li aiutano a crescere, a giocare, a sapere veramente di esistere. Prego Pietro. Ciao Mirella, innanzitutto mi presento, sono Pietro Stopazzola e vengo anch'io dal Veneto, sono di Vicenza e assisto queste missioni umanitarie da 6 anni qua in Africa, e da un anno sto collaborando e lavorando insieme a Paola qui in Kenya. E come hai anticipato te prima, alle nostre spalle c'è un campo da basket che rappresenta il tetto dell'ultimo progetto attualizzato che si è riusciti a portare a termine quest'anno, che è lo Smiling Center. Ci troviamo in provincia di Nairobi, in uno slum chiamato Korogocho. E niente, quindi quest'anno abbiamo portato a termine questo grande progetto. Per me era la prima volta che ho visto lo Smiling Center dall'anno scorso. Stiamo vedendo le immagini, guardate cosa sono riusciti a fare questi ragazzi, questa associazione, guardate bene che qui c'è la politica del fare. Senti Pietro, ti chiedo una cosa, sentendo la storia del nostro Bruno Visentin, tu ragazzo veneto, ragazzo che hai studiato, perciò veramente sai anche e hai capito cosa è successo, cosa ti viene da pensare? Perché succede questo? Perché raggirare le persone? Sinceramente non mi sono stupito dalla storia, perché ne ho sentite tante purtroppo di storie simili, ma non mi meraviglio più del male che c'è a questo mondo. Ecco, essere qui per me è un po' allontanarmi da tutto questo male dal quale mi sento circondato quando mi trovo in Italia, purtroppo.
e qui posso concentrarmi su portare del bene e allo stesso tempo ricevere del bene dalle persone che mi sono attorno. Ti ringrazio Pietro per queste parole, per questa spiegazione, ti ringrazio molto, sono parole importanti quello che ha detto, che vedevo che anche Bruno approvava. Sì. Abbiamo Fabio da Padova in linea, ciao Fabio. Ciao Mirella, ciao a tutti. Senti, allora ho sentito la storia del signore lì e chiaramente le banche è risaputo che sono degli strozzini legalizzati e anche truffatori. Però volevo dire che anche l'INPS truffa gli invalidi indigenti e io ho le carte che lo dimostrano. L'ho scritto a Zaia, ho mandato anche a voi qualche segnalazione, purtroppo non succede niente. Allora non va bene che l'INPS truffi sempre su ordine dello Stato chiaramente, e truffi delle persone invalide che invece di prendere 740 euro come dovrebbero prendere, prendevano 280 euro. Hai capito? Ecco, quindi è una truffa dello Stato, dell'INPS, verso delle persone invalide e povere. Oltretutto mio amico nel 2018, un certo Arnaldo Trombetta, mio amico di Codevigo, è morto di stenti con quei soldi lì. Quindi qui si parla dello Stato che fa morire delle persone. Stiamo scherzando? Allora io resto a disposizione vostra, se volete, ho le carte che dimostrano quello che vi ho appena detto. Se vi interessa mi chiamate. Va bene Fabio, ci sentiamo, lascia il tuo numero corretto per cortesia, poi ci sentiremo perché appunto si chiama Sveglia Veneti, non a caso, poi vediamo dove sta la ragione. Quello che però ha detto Pietro, collegato con noi dal Kenya, è molto importante, questi ragazzi che se ne vanno via perché c'è lo schifo totale, non c'è niente da fare, è così, ogni giorno ne sentiamo una di nuova, ma soprattutto per andare su una spiaggia famosa in Sardegna 500 euro al giorno, e certo c'è chi se lo può permettere, ci mancherebbe, il problema è che poi queste persone poi gestiscono anche il potere economico e politico. E gente che non ha mai lavorato, ecco, Bruno dice gente che non ha mai lavorato, ma soprattutto possono permettersi 500 euro al giorno di questi ragazzi che mancano dall'Italia, quelli che ci sono non li troviamo noi nel nostro mondo del volontariato, ma li troviamo in Kenya perché si fidano, si sentono più sicuri, perché noi non siamo sicuri neanche nel mondo del volontariato, ve l'ho detto ieri. È andato a lavorare a Londra. Suo figlio è andato a lavorare. Ho una bellissima famiglia, un figlio, 2 nipoti e mia nuora, una famiglia stupenda. A Londra. Ma sono a Londra. Avete capito come funziona? Allora andiamo a vedere anche questo video che ci fa capire cosa fanno questi ragazzi, costruzione di questo Smiling Center. Andiamo a vedere. Finalmente vi possiamo portare dentro i lavori dello Smiling Center, che però ha già preso una forma tutta sua, siamo contenti. Allora partiamo dal cancello principale, che come vedete finalmente esiste, è un cancello completamente mobile in cui si apre anche solo una piccola porzione e qua si entra nel vivo di quello che è lo Smiling Center. È la prima stanza in cui possiamo entrare, che sarà la palestra in cui fare tutta la riabilitazione per la disabilità. In questo momento ovviamente è ancora tutta in creazione, è uno spazio particolarmente ampio con anche i 2 bagni ad accesso per i bambini disabili, quindi con 2 bagni adattati con l'accesso più largo apposta per questo. Qua ci sarà tutto uno specchio che permetterà anche di usarla come una scuola di danza. Questa stanza, oltre a essere una palestra e la zona in cui faremo danza con gli specchi, sarà anche l'aula di musica e l'aula che utilizzeremo per fare musicoterapia per la riabilitazione dell'infanzia e per la riabilitazione della disabilità. Per questa stanza è necessario ringraziare tantissimo strumentimusicali.net che ha deciso di supportare sia la costruzione e soprattutto poi l'allestimento interno grazie agli strumenti musicali che serviranno a intraprendere i percorsi di musica e di musicoterapia. Dalla palestra ci spostiamo. Questa sarà l'ambulatorio, quindi la stanza dove ci sarà lo spazio per una scrivania del dottore e un dox, il lettino e la bilancia per fare appunto le visite ai bambini. Questa parte è molto importante. Questa qua sarà la reception, anche lei comunque dotato di porta. Tutte le porte le abbiamo dovuto fare aperte esattamente
esattamente come le finestre, in modo che siano il massimo luminoso delle stanze. Infatti è venuto luminosissimo anche senza aver ancora messo le lampadine, arriveranno tra poco, ma comunque in sicurezza con tutte le griglie, in modo che questo qui sia un centro in cui permetterci di alzare lo standard, di avere materiali di alta qualità, però sempre con la sicurezza che tutto rimanga intatto e molto ben utilizzabile. Questa appunto è la reception, ci saranno i tavoli e tutto. Questa è la cucina appunto per il centro, quindi è una piccola cucina perché comunque qui non vivranno tante persone. Fuori invece, su questa parte, l'abbiamo pensata come cucina esterna, perché in realtà qui nel centro, adesso lo scoprirete, vivrà qualcuno e questo sarà lo spazio in cui potrà cucinare all'esterno, come qui si usa, però sarà una cosa in estrema. Una cosa che già mi piace tantissimo poter inquadrare, se guardi su come sta venendo, proprio è un palazzo vero ed è una soddisfazione pazzesca rispetto a come siamo partiti con quel rudere che abbiamo dovuto buttare giù. Tutte le parti esterne sono state pensate con una protezione di muri alti e sopra i muri griglie. Ancora griglie, per far sì che comunque non ci sia la possibilità di scavalcarle e di entrare dentro il centro, anche per metterle in sicurezza sia durante le lezioni ma soprattutto durante la nostra assenza durante la notte. I bagni non mi soffermerei moltissimo, ce ne sono diversi in tutto il centro, sono tutti molto simili tra di loro, a parte quelli adattati per la disabilità, e tutti i bagni hanno sia una doccia che ovviamente i cabinetti predisposti per quella stanza, che è la prima stanza che vi facciamo vedere. Questa è una camera da letto e questa è la camera da letto che abbiamo deciso di destinare a 2 dei nostri studenti. Sono 2 studenti, uno all'ultimo anno delle scuole superiori, quindi Dunston, e invece uno studente che ha appena finito l'università, il percorso universitario. Vivranno qui per 2 motivi. Uno, per la sicurezza del centro, quindi che ci sarà sempre comunque qualcuno qui, e seconda cosa, per dare loro la possibilità di vivere in un posto totalmente diverso dalla casa dove sono nati e cresciuti, e in particolare poter studiare grazie agli strumenti che ci saranno qui all'interno. Passando per la reception, la palestra e quindi dal corridoio esterno, rivediamo una seconda possibilità del centro, ovvero di svilupparci in altezza. Il centro infatti, grazie a tutto quello che abbiamo raccolto, è diventato più alto di quanto avessimo pensato e ci ha dato la possibilità di realizzare anche il secondo piano. Ovviamente, come vedete, è ancora tutto in costruzione. L'ultima cosa di questo piano terra da intravedere sono i 2 bagni che abbiamo deciso di lasciare esterni per poi entrare. Questi sono i 2 bagni che sono esterni, 1 e 2, ovviamente ancora in costruzione, e prima di salire al secondo piano una delle stanze più importanti del centro, ovvero la prima sala computer, la prima sala informatica. Ovviamente sempre le porte sono chiuse e chiudibili a chiave. Come vedete stai lì, è gigantesca! Questa qui sarà tutta allestita con dei banchi e dei mobili che al loro interno avranno dei computer, ovviamente predisposta con un sacco di prese di corrente, per far sì che questa qui diventi un'informatica completamente autonoma, in cui poter fare dei corsi anche approfonditi di come utilizzare i computer e di come usarli come strumenti eventualmente anche di lavoro nel futuro. Per questa informatica è molto importante dedicare un ringraziamento a B-Children, che ha deciso di supportare l'intera costruzione a partire dai muri fino all'allestimento interno con i computer, con i banchi che stanno dentro, che appunto permetteranno a noi di eseguire e di svolgere dei corsi di informatica fondamentali per conseguire l'insegnamento. Allora qui si demolisce, là si costruisce, ma soprattutto si costruiscono i valori, il rispetto, la dignità delle persone. Questo è quello che dobbiamo centrare con l'obiettivo di quello che sta facendo Paola e l'associazione. Abbiamo Maria da Verona. Ciao Maria. Niente, Maria è caduta. Allora Paola, volevo anche capire l'importanza e soprattutto i valori che sto raccontando e che spero veramente che anche i ragazzi qualche volta capiscono che devono mettersi in gioco anche in Italia per portare poi in altre realtà quella che è l'aiuto anche economico, ma soprattutto anche un aiuto morale, civile, etico. Prego Paola. Sì, infatti come ti avevo raccontato questo centro appunto è un centro polifunzionale, adesso finalmente posso dire ma non sarà, e è un centro polifunzionale dove tutti i ragazzi, i bambini che vivono nelle baraccopoli di Corococio
cioè praticamente a ridosso della discarica di Dandora qui a Nairobi, potranno usufruire di corsi avanzati di computer, gratuiti ovviamente, e corsi di danza, musica, arte e sport. Infatti in particolare anche Pietro è proprio qui anche per questo motivo, perché lui rappresenta un po' tutto quello che stai dicendo, quindi il benessere interiore che si può donare agli altri, no? E infatti lui è anche un insegnante di yoga, come abbiamo visto nelle immagini che sono passate. Importante dire una cosa, ci tengo tantissimo, qui in un mese e mezzo passeranno 32 volontari, Mirella, è una vera staffetta di volontariato, è stata possibile anche perché all'interno di questo centro abbiamo deciso di allestire una casa, si chiama la Smiling House, dove dentro appunto c'è lo spazio per le persone che vogliono donare il loro talento per aiutare questi ragazzi ad uscire dalla condizione di isolamento, eccetera. Quindi 32 ragazzi che si stanno alternando, finiremo il 13 di agosto, e 32 ragazzi, ognuno di loro ha un talento speciale che ha deciso e voluto mettere in gioco per contagiare positivamente gli altri. Sai Paola, mi viene da aggiungere una frase a quello che stai dicendo: chi può venirvi contro quando si sente dappertutto aiutiamoli a casa loro? Perfetto, questa è la dimostrazione, no? Chi è che può dire qualcosa a Paola, a Pietro e tutti i ragazzi? Stanno facendo questo, aiutandoli in casa loro, ma quanto vengono supportati anche dalla politica? Abbiamo Maria da Verona che ha ripreso la linea. Dai Maria. Pronto? Vai Maria. Pronto? Sì, vai. Allora, io assisto sempre alla vostra trasmissione, sono di Zevio Verona, sono di un paese di Verona. Assisto alla vostra trasmissione tutti i giorni, è una trasmissione meravigliosa. Grazie. E sto assistendo a quel signore che la banca le hanno fregato i soldi. A me mi hanno lasciato alla carità dopo 40 anni di lavoro. E vi dico anche il nome della banca. No, davanti alle telecamere mi raccomando, no Maria. Anche se vi assumete le responsabilità, non dirlo, per cortesia. Vai Maria. No, perché sono in causa. Va bene, ma vai Maria, dai. Fai la brava. Mi hanno rovinato, mi hanno mangiato tutti i soldi. Una schifosa di una che diceva che era la ragioniera, invece è una broker che veniva per le famiglie a prendere i soldi. Mi ha rovinato, mi ha mangiato tutti i soldi. Sono una povera donna di 90 anni, sola, con nessuno, sola, con 1060 euro al mese di pensione, e devo mantenermi perché non cammino più da anni, perché mi è morto un figlio e ho perso le gambe e non cammino più, e devo farmi servire, e ho la badante e avevo qualcosa di risparmi, ma mi li hanno mangiati tutti, mi hanno mangiato il 70% di miei risparmi di 40 anni di lavoro, non un giorno, 40 anni di lavoro. Sono dei delinquenti i banchieri, farrabuti, uno peggio dell'altro. Ma io dico anche il nome, non ho paura. No, vai tranquilla Maria, te prego, fammi un piacere, stai tranquilla e stai serena. Poi ti richiamo Maria, la prossima settimana ti richiamo, perché questa solitudine non va bene, indipendentemente dalla solitudine economica, la solitudine psicologica che sta a questa donna di 90 anni. Ecco, io alla politica chiederei di dare risposte, questi, ecco, qua dovrebbero dare le risposte. Meglio che andiamo a vedere il prossimo video dal Kenya e capiamo forse che qua invece ci sono le risposte. Andiamo a vedere il prossimo video. Prima di salire al secondo piano ci teniamo tantissimo a ringraziare Satispay, perché grazie al loro aiuto siamo riusciti a finalizzare in modo completo la costruzione del piano terra e a poterci concentrare su questa cosa fantastica che sono le scale che ci portano al piano di sopra, che nessuno si aspettava di vedere, ma basta veramente fare solo qualche gradino, sempre rimanendo in sicurezza con le griglie ma in modo più luminoso possibile, e salire al secondo piano. E per questo secondo piano dobbiamo ringraziare tantissimo i lavoratori che stanno lavorando, dobbiamo ringraziare la destinazione dell'8 per 1000 Valdese, perché ci ha permesso di raccogliere nuovi fondi per ampliare il centro,
E per questa parte del centro dobbiamo ovviamente ringraziare tantissimo Yaki Dale e tutti voi che attraverso i suoi video, i miei video, i video dell'associazione avete deciso comunque di metterci anche il vostro e di donare abbastanza da creare tutto questo. Prima di entrare nella seconda aula informatica ci sono altri bagni esattamente come sotto e speculare. Qui ci sono i bagni, che sono appunto i bagni dedicati ai ragazzi che poi entreranno nelle aule di informatica. Vabbè, spiegare perché i bagni esterni alla struttura, perché comunque qui siamo in un contesto molto particolare, non esistono palazzi di questo genere in questo contesto, quindi è anche molto facile che per esempio i bagni si rompano e non ci sia nessuno pronto ad aggiustarli perché non sa neanche come fare, no? Quindi il fatto di tenere comunque i bagni fuori dalle classi è molto importante perché così non creerà nessun problema comunque alle aule. Dunque, questa è la seconda aula informatica che sarà... Anche questa è grossissima! Che sarà interamente dedicata ai corsi di informatica e ci sono anche dei progetti per creare un luogo dove i ragazzi potranno fare smart working e co-working. È molto grande, luminosa, piena di prese di corrente. Spostandoci di qua, qui ci sarà un altro cancello che dividerà una delle parti che deve rimanere sicura esattamente come le aule, ovvero la guest house. Il motivo per cui esiste una guest house è perché così i volontari che verranno a partecipare ai progetti di Una Mano per un Sorriso direttamente qui in loco avranno la possibilità di stare in una struttura contribuendo anche al mantenimento stesso della struttura. Questo qui sarà il living room, quindi la prima stanza di uso comune in cui si faranno le riunioni, si programmeranno le giornate, si programmeranno tutti i progetti nelle scuole. Allora, in questa fase della costruzione, che siamo ai primi di gennaio, stiamo decidendo un po' anche l'allestimento dello Smiling Center, in questo momento della guest house. Stavo pensando di mettere tipo un grosso divano qui con degli armadietti o con dei piccoli comodini, l'illuminazione, i colori delle pareti. Quindi siamo in questa fase un po' creativa e ci sarà una mano anche Alicia su questo. Sì, perché ci teniamo che comunque la guest house rappresenti anche i principi dello Smiling Center, cioè che sia un luogo felice in tutto e per tutto, anche a partire dai mobili. E quindi colorato, pieno di colori, magari abbinamenti anche un po' strani, stiamo valutando, vedremo insomma, lo vedrete poi finire. Sarà una bella sorpresa, La cucina che ovviamente è ancora in allestimento, c'è ancora poco ma si intravede lo spazio della cucina che servirà appunto perché questa qui diventerà la casa dei volontari a tutti gli effetti. Infatti ci sono anche le stanze, ovviamente ci sono diversi punti lasciati aperti per dedicare la maggior luminosità possibile alle stanze. Ovviamente qua in corridoio ci sarà uno specchio che amplia lo spazio con i lavandini perché qua ci sono i bagni dei volontari. E poi le stanze saranno 4, sono 4 in tutta la struttura. Questa è un po' la più piccola, quella che dà direttamente visuale di scarica. Qui ci sarà un letto a castello, un guardaroba e qui i volontari potranno riposare. Sicuramente stiamo pensando, immaginando questo spazio come un posto confortevole dove le persone possono riposare, ricaricarsi, perché quello che c'è fuori è molto diverso, insomma. Anche perché un volontario stanco è un volontario che non lavora bene, quindi bisogna dormire bene. Lo spazio deve essere consono, infatti spostandoci di stanze ne troviamo diverse altre, alcune anche decisamente più grandi, come per esempio questa stanza qui, in cui stiamo poco perché il livello è tantissimo, quindi ci spostiamo fuori. Quella stanza è abbastanza grande da consentirci di posizionarci 2 letti a castello, quindi siamo già a una totalità di 6 volontari. Altri 2 letti a castello potranno stare in questa stanza qua, che quindi in totale porta a poter avere 10 volontari. Potremmo avere in totale 10 volontari e ci spostiamo nel posto più bello dello Smiling Center. No, non è vero, però è uno dei posti che è venuti veramente meglio perché ha la vista sia sulla scuola che sulla discarica e ce lo spiega Paola perché è il suo posto. Allora, questa sarà la camera da letto dell'associazione fondamentalmente, quindi la stanza di Smiling Hand. Abbiamo pensato di costruire una camera da letto che sia anche una specie di ufficio dove poter conservare anche in nostra assenza i materiali e tutte le cose, insomma, un po' di valore dell'associazione.
bellissima perché è luminosa, e la cosa meravigliosa è che da qui si può vedere la Smiling School Lucky Summer. Abbiamo la scuola direttamente qui sotto la finestra che amplia la luce della stanza. Infatti c'è il signore che sta riparando le sedie. E vediamo se riesco ad aprire un attimo la finestra. Ok. Passando dalla finestra potete vedere con agio, vieni qua, direttamente vista di scarica, perché lo Smiling Center, è importante ricordare, che si trova direttamente immerso nei progetti della Mano per il Sorriso, quindi non è lontano dalla scuola, anzi è attaccato alla scuola ed è attaccato alla discarica, siamo dentro lo slam al 100%. Non ci bastavano 2 piani, siamo andati oltre, abbiamo fatto 2 piani e mezzo, infatti basta salire da queste altre scale sempre luminose per arrivare, e poi io sono emozionatissimo senza farci male alla testa, opla, sul rooftop. Questo Smiling Center avrà un rooftop, come potete vedere, molto ampio, utilizzabile sia come spazio di gioco per i bambini che come spazio per noi, da utilizzare per fare riunioni all'aperto, da utilizzare per stare insieme in uno spazio aperto, che dà su Lucky Summer, guardandoti là, lì c'è tutto il quartiere di Lucky Summer dove siamo stati fino adesso come volontari. Di qua c'è vista di scarica, siamo veramente attaccati, siamo immersi nella realtà di Corogoccio, di Lucky Summer in particolare, fino proprio ai 15 da discarica, e poi basta spostarsi per avere la vista direttamente sulla scuola. È incredibile il fatto che da qui vediamo proprio l'ingresso della scuola a pochissimi metri da noi. E questo tetto adesso verrà predisposto con delle grate ancora più alte per poter essere per esempio anche un campo da basket, quindi sarà un luogo ludico per i bambini in cui esercitare il diritto all'infanzia al 100% anche con il gioco. Questo è lo Smiling Center, ringraziamo ancora tutti. Paola, vieni qua, stiamo ringraziando, devi esserci pure tu. Non ci bastava fare il piano terra più bello di tutta Lucky Summer, non ci è bastato fare il secondo piano più bello di tutta Lucky Summer, ne abbiamo fatti 2,5. E per questi 2,5, che è una cosa, un risultato pazzesco, sì. Ringraziamo ancora tantissimo tutte le aziende che hanno collaborato per la costruzione dello Smiling Center e tutti voi, perché senza di voi noi qua non ci saremmo arrivati e non staremmo camminando su questo tetto. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo quando sarà finito. Assolutamente. Ciao! Ciao! La cosa più importante, la mission più importante, quello che c'è dietro tutta questa creazione, è il fatto che potranno questi bambini avere la possibilità, l'opportunità di scoprire i propri talenti, le proprie passioni, di incuriosirsi sul mondo, sulla vita, che per noi sono cose banali, semplici e normali, ma qui purtroppo no. Ieri per la prima volta abbiamo fatto sedere dei bambini su un prato. Ci sono dei bambini che non hanno mai visto il mare, non ne hanno mai neanche sentito parlare, quindi avere un centro all'interno stesso di Corogoccio dove possono venire ad aprire i loro orizzonti è importantissimo, perché in realtà stiamo cercando di far capire a questi bambini che hanno tutti i mezzi anche qui dentro per poter arrivare lontano, per poter diventare quello che vogliono. Allora Paola, Pietro, io vi ringrazio per far capire che ancora c'è l'entusiasmo nei giovani, l'entusiasmo di aiutare, di creare, di avere una visione ampia. Prego Paola, e poi sentiamo anche Pietro e ci salutate, prego. Allora niente, il 5 agosto ci sarà l'inaugurazione ufficiale del centro, dove tutte le associazioni locali che collaborano con noi, fino dal NEMA Hospital, World Friend e tantissime altre, sono state invitate a festeggiare con noi su questo tetto la gioia e soprattutto la vita e le opportunità, Mirella. Poi quando tornerò verrò a raccontarvi la fine di questa storia, che in realtà non è la fine ma è solo l'inizio. Esatto, è l'inizio di una lunga storia. Pietro, come ci saluti? Grazie per lo spazio dato, sono pieno di emozioni in questo momento, sono qui da un mese e ne manca ancora uno. In vista dell'inaugurazione del centro siamo ancora sommersi un po' di lavori da fare per preparare il centro, ma spero di che potremo dimostrare a tutti i risultati raggiunti.
Vi ringrazio tantissimo, grazie Paola, grazie Pietro, un abbraccio a tutti voi, continuate, noi ci saremo, avete visto, l'importante è esserci e se qualcuno dice aiutiamoli in casa loro, ecco questa è la dimostrazione che si può fare, aiutateli. Grazie, grazie. E adesso andiamo a vedere invece cosa ha fatto il nostro ospite, Bruno Visentini in piazza, andiamo a vedere questo video che fa capire perché continuerà, andiamo a vedere. Truffa banca online, Enrico Zampolli. Non la solita truffa online via mail, di più, la banda di frodatori, fingendosi dirigenti della banca di turno, si spingeva oltre, chiamando pure al telefono i truffati per chiedere loro di non accedere al conto corrente online per 24 ore, avendo così il tempo necessario per svuotarlo. Truffatori smascherati grazie alla denuncia di uno studente ventenne di Loria, che dopo aver fornito i codici d'accesso si è ritrovato un ammanco di 2.000 euro. L'indagine è partita da una denuncia querela presentata da un cittadino di Loria presso la stazione Carabinieri di Riese Pio X, quindi è stata iniziata questa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso e che ha permesso di individuare i responsabili di questa truffa in 5 soggetti già conosciuti alla giustizia, residente in area campana, responsabile appunto di truffa in concorso. I 5 truffatori, tutti napoletani di età compresa tra i 20 e i 75 anni, già con precedenti penali, ora denunciati, sebbene a piede libero, con la tecnica di finti sms, finte mail di banche e uffici postali, con il ventenne di Loria di Castelfranco, erano riusciti a svuotare i conti di un totale di 15 risparmiatori, agendo anche in Lazio ed Emilia Romagna, per un importo totale di ben 50.000 euro. Così dalle indagini dei carabinieri di Castelfranco. Questa vittima, che ha presentato denuncia querela, è stata avvicinata attraverso un sms che è giunto sull'utenza telefonica dove compariva un link che è risultato essere falso, apparentemente riconducibile a un istituto di credito. I consigli dei carabinieri a non fornire dati sensibili, quali i numeri e le password dei conti correnti. Si tratta di truffa e svuotaconto. Nel dubbio chiedere consiglio su come procedere alle stazioni carabinieri che sono sul territorio. Perché è quello che segue il nostro. Allora, qui abbiamo il nostro Bruno Visentini. Ecco, dopo aver sentito e aver visto quello che abbiamo visto, ma soprattutto che appello vorresti fare, Bruno Visentini? Allora, niente, io continuerò ad andare in centro con i miei cartelli, con questo e quello, perché voglio venirne a capo. Adesso mi sono organizzato, sono andato alla Federconsumatori, che ho trovato delle persone veramente in gamba, hanno scritto delle raccomandate e tutto, specificando tutti i punti dove è sbagliato, perché quel investimento non dovevano farmelo, perché è impossibile fare un investimento a 16 anni a una persona che ha il massimo che potevano fare 3 o 5 anni. E invece dopo la banca ha detto si poteva fare e l'abbiamo fatto. Bene, adesso vediamo con Federconsumatori e con la Consob e dopo ne veniamo a capo. Io continuerò ad andare in centro città con i miei bei cartelli, che ho avuto tanta e tanta solidarietà da tutte le persone che erano in piazza, perché tutti hanno chiesto di questo, di quello e quell'altro. E tante persone, poveri, anziani, mi hanno detto guardi, hanno fregato anche a me e non ho detto niente ai miei figli perché altrimenti mi dicono papà, ma quanto scemo sei a fidarti, è così. Purtroppo anche noi altri chiamiamo anziani, perché anch'io ho scritto sul mio cartello anziano sì, rincoglionito no. Ecco, non avrei di sicuro firmato se mi diceva che era un investimento a 16 anni, ecco, e che ti prendono ancora in giro perché fa, ma in fin dei conti lei cosa ci rimette? No, cosa ci rimetto? Che se ho bisogno dei soldi di 35.000 euro me ne date 23. E invece se li lascio là, che mi aspetto nel 2037, me li date tutti e 35. Sì, grazie, però anche sul foglio che l'ha scritto lo Stato, bravissimi perché hanno anche allo Stato, ci sono tantissime persone intelligenti che l'hanno redatto, è messo che gli eredi non pagano la successione. Io ho detto sì, grazie, non pagano la successione, ma cosa vuol dirmi che io posso andarmene a fare, che tanto i soldi me li dà al 23? Guardi, io avrei piacere che i soldi me li... Perché se devo darli ai miei figli e ai miei nipoti, ho piacere di dargli io, no che glieli dà la banca e dice guardi, suo nonno è andato a... Ecco, e questi è, e devo anche ringraziare, però non ti fanno pagare la tassa di successione, mi hanno detto.
Ecco, questo. Comunque Allora, continuerò ad andare in centro, città. Perché... E noi seguiremo Bruno Visentin. Quello che io vi dico, non perché lo dico io, ma perché me l'hanno detto di ricordarlo, specialmente queste associazioni importanti alle quali Bruno Visentin si è rivolto, perché da soli non si va da nessuna parte. Esatto. Ecco. Allora, non firmate niente se non siete in grado di capire le carte che vi stanno dando. Prendete le carte, portatele a casa, se avete un figlio, una figlia, esperti, qualche familiare, oppure il commercialista, non firmate se non siete sicuri di aver letto tutto bene e di aver capito. Non firmate se non è tutto chiaro e non avete capito. Vi devono dare i fogli, potete portarli a casa e dopodiché capire se firmare o meno. Grazie a Bruno Visentin, porte aperte Bruno, perché è una vicenda che vorremmo seguire. Grazie, saluto anche Paola e Pietro che si sono sconnessi, ma li saluto lo stesso perché stanno facendo una cosa molto grande che servirà a tanti, non solo a noi. Grazie, pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Danilo Vendrame, presidente Autotrasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie Vendrame di essere qui con noi. Abbiamo anche collegata da Cairano San Marco Silvia Grigolin, presidente Family Way. Grazie Silvia Grigolin di essere qua anche lei per capire, ecco, la famiglia, ecco, le persone. Prima abbiamo visto questi giovani che stanno creando e stanno formando anche questi bambini per un domani con sicuro magari futuro, perché hanno imparato un lavoro. Ecco, anche la digitalizzazione che è molto importante, perciò complimenti ancora a Paola e a questa associazione For Children che fa veramente tanto. Aiutiamoli in casa loro insegnando magari a lavorare. Cosa ne pensa Vendrame? Ecco, lei che veramente fino a poco tempo fa c'era un problema di personale, adesso sembra un po' meno. Cosa ci racconta? Prego. Sì, un po' il problema si è attenuato, l'economia si è un po' rallentata, i flussi dall'estero sono rallentati, quindi si va un po' meglio. Certamente abbiamo bisogno non di manodopera qualsiasi, ma manodopera specializzata, persone che sanno fare il loro lavoro. Li puoi anche formare, ma fino a un certo punto. Prima parlava di digitalizzazione, è vero, ma anche col camion hai bisogno di avere una certa formazione. Il tachigrafo ti dà 100.000. Il tachigrafo è la nostra scatola nera, sì, dove si registrano tutte le operazioni che fai col camion, registra un'infinità di cose, però se lo sai adoperare, altrimenti metti dentro delle informazioni che non reggono. Certamente la formazione andrebbe fatta almeno quella minima sul tipo di quella che ha fatto la Germania. Si va sui paesi, si formano le persone, dopo quando vengono in Italia sono già formate genericamente e tu li formi nella tua azienda. Un autista che abbia già la patente e sappia guidare il camion, per formarlo, per imparare in un'azienda che trasporta magari qualcosa di pericoloso o qualcosa di specifico. La mia trasporta carburanti, ci vogliono mesi prima che riesca a fare tutto quello che deve fare. Inizia con poco e va avanti, però una formazione di base io la darei subito nel posto, cioè nel paese dove vivono. Lì si va meglio, hanno la loro casa, hanno più tempo e voglia di fare, dopodiché vengono qua, hanno già il posto di lavoro assegnato e possono lavorare tranquillamente. Avete capito perché vi ho fatto vedere, mi sono collegata con il Kenya? Perché Paola con questa associazione sta cercando di fare proprio questo, farli crescere sia con la scuola ma con il lavoro, farli imparare per un futuro migliore. Cosa ne pensa? Sentiamo anche Silvia Grigolin, buongiorno e grazie. Buongiorno Mirella, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Sì, ho seguito con interesse la trasmissione.
e anche questo bel progetto di questa associazione in Kenya. Mi ha colpito in particolar modo il ragazzo Pietro, quando gli chiedevi come mai questa scelta, no? Lui raccontava di essere lì da più tempo, aver fatto esperienze più lunghe, e a un certo punto ha risposto perché posso fare del bene e ricevere del bene, e quindi mi allontano un po' dalla realtà che vivrei, era veneto anche lui, nel mio territorio, e in qualche modo porto avanti quello che è un progetto che penso di poter realizzare qui. Bello, bellissimo il ragionamento, però c'è dall'altra parte un po' di tristezza, cioè sembra quasi che non vorrei passasse il messaggio: non diamo speranza a chi qui rimane, perché in realtà anche qui c'è molto da fare, e se, come abbiamo visto anche poco fa, chi fa politica dice superiamo i campanilismi, però sono anni che si sente dire no, questo tipo di riflessione. Poi c'è chi porta l'esperienza di non essere stato neanche non capito da un'istituzione, ma addirittura tradito. Pensiamo all'esperienza della truffa del pensionato di prima. Cioè viene da pensare che qui ci sia tanto da fare, per cui sì, la riflessione sul aiutiamo là dove serve va pensata anche sulla realtà questa, nel senso che serve anche qui. E serve molto, e serve anche, credo, poter infondere pensieri positivi, cioè stiamo cercando di uscire da un periodo estremamente critico. Abbiamo bisogno di alimentare quello che parrebbe essere una bella cosa, cioè il desiderio delle persone di stare insieme. E quindi creiamo queste reti nel territorio di supporto alle persone, perché se no abbiamo, come la signora di prima, un senso di solitudine molto forte. Però la solitudine e la frustrazione portano anche rabbia, cioè qui non si crea benessere, si crea una situazione di disagio anche rischioso. Quindi l'attenzione al qui e ora, a mio avviso, andrebbe mantenuta. Noi nel nostro piccolo, perché in realtà siamo una realtà piccola, io parlo da Cairano, ma la sede è a Paese di Treviso, ci siamo costituiti nel 2016, quindi è di recente costituzione la realtà associativa. Poi prima come APS, poi con la riforma del terzo settore abbiamo fatto dei passaggi. Noi da Ligi cittadini stiamo seguendo tutto quello che bisogna fare, poi vedremo se abbiamo fatto la scelta giusta. Nel nostro piccolo questo desiderio di fare comunità e questo bisogno di essere aiutati a farla cerchiamo di alimentarlo. Quindi abbiamo dei progetti, uno in particolare recente, ma ci vorrà del tempo per portarlo avanti, si chiama E tu come facevi, ed è un progetto dove cerchiamo di chiedere a chi è più esperienza di noi, quindi agli anziani, come hanno fatto per esempio a seguire i propri figli lavorando, e che suggerimenti, che aiuti hanno avuto, che suggerimenti possono dare ai genitori di oggi. Noi lavoriamo con le famiglie, abbiamo la percezione di giovani genitori in serie difficoltà, anche nelle cose pratiche di ogni giorno. E questo lavoro, che è un lavoro di raccolta di testimonianze, di esperienze di vite, ci sta insegnando tanto. Cioè a noi che siamo in mezzo, no? Tra la generazione più giovane e quella più anziana, ci sta insegnando che intanto vanno recuperati dei valori. L'altro giorno ho visto in 2 occasioni un signore di Briana, che è una località vicino a Noale, perché l'assessore ai servizi sociali di Noale, la dottoressa, l'avvocato Anna Maria Tosatto, che fa il tifo per noi, insieme ad altri per fortuna, ci ha patrocinato questa esperienza. Quindi Briana è una località dove stiamo anche qui lavorando, e ho incontrato questo anziano in 2 occasioni, e in tutte e 2 le occasioni, nel raccontarmi lui, in realtà mi ha raccontato la storia di una crocerossina morta nel 18. E aveva lui negli anni raccolto tutte queste informazioni, e ho pensato, va bene, potremmo trovare il modo per raccontarla ai bambini questa storia, no? Perché una cosa importante è creare uno scambio tra le generazioni, se no come si fa a creare comunità? E poi mi sono detta, ma perché questa attenzione a questa storia che comunque è lontana, no? In realtà perché c'è bisogno ancora di questi valori, quindi di chi spende una vita per un interesse comune. Noi stiamo andando avanti, ci hanno fatto il lavoro del cervello, per cui è importante il singolo, l'interesse del singolo, ma
andando avanti così ci dimentichiamo che qui vicino a noi, e non solo per carità, c'è bisogno di pensare al bene comune. Quindi se la politica e le istituzioni questo passaggio non lo fanno, non riescono a farlo, non possono arrivare ovunque, forse è dal basso, e questo è un programma che può aiutare tantissimo in questo, che vanno sensibilizzate le persone per coltivare questo interesse e mettere insieme proprio le energie per portarlo avanti. Ecco, questo è un pochino quello che stiamo facendo nel nostro piccolo. Poi sentivo adesso parlare di formazione. Ecco, rispetto a questo abbiamo 2 progetti belli che, se posso, descrivo brevemente. Uno è le Case Anni Verdi, uno è le Case Anni d'Oro, e permettono una forma di impiego nuova, diversa, in ambito domestico. Tra l'altro anche qui abbiamo avuto più patrocini. Allora, aspetta, fermo un attimo, perché vorrei anche interloquire e che partecipasse alla discussione Danilo Vendrame, perché Danilo Vendrame, presidente Autotrasporti Confartigianato, è partito capendo benissimo quello che sta dicendo Silvia Grigolin, da dove sei partito e come hai fatto ad arrivare dove sei arrivato. Famiglia, genitori, perché tutto ha un inizio. Per la fine, se vuoi centrare l'obiettivo, però devi mettercela tutta e devi essere anche un po' fortunato, non è che arrivi tutto così facilmente. Ecco, come commenta Vendrame queste parole? Formazione sì, ma da dove sei partito? Come hai fatto? Una volta che non c'era niente, si faceva tanto, adesso abbiamo tanto e non si riesce a fare un passo più avanti o con molta difficoltà. Prego, Vendrame. Ritorniamo al discorso di prima. Per fare qualsiasi cosa prima bisogna avere una formazione di base, come ho avuto io la fortuna che mi hanno mandato a scuola, mi hanno fatto studiare, e dopodiché ho preso l'iniziativa. Tornando al discorso di prima, la formazione deve essere alla base, perché uno formato vuol dire che prende una strada e la prende deciso, con cognizione di causa, e la difende fino in fondo, cerca di andare avanti. Ci sono delle difficoltà, non importa, si va avanti perché hai preso quella strada. Ecco perché dicevo che la formazione anche di eventuali immigrati deve essere fatta sul posto, perché quando sono formati riescono a venire in Italia sul posto di lavoro, difendono il loro posto e sanno che quello è quello che vogliono fare. Se invece andiamo su una cosa generica, si prova una cosa, non piace, si fa un'altra e dopo si resta per strada. Quindi no, ci vuole la formazione, bisogna partire con la formazione, dopodiché si sceglie il mestiere e si va avanti. Lo si difende, l'ho difeso io, sono arrivato a fare il dirigente di Confartigianato perché ho capito che quello che dovevo fare in azienda non sempre si poteva fare in azienda, ma ci voleva arrivare più in alto, si doveva arrivare a fare le leggi. Ne ho proposte molte, stiamo usufruendo in tutta Italia di leggi che avevo proposto e che ho portato avanti. Perché? Perché, ripeto, mi sono accorto che in azienda certe cose non le puoi risolvere, bisogna che le risolvi a livello alto. Prendiamo il discorso di questi giorni, taxi, NCC, eccetera, che è la diatriba di questi giorni. Si fa, ma bisogna risolverlo non città per città come si era fatto o con un'associazione o con un'altra. Ci si mette, hanno sentito gli NCC, noleggio con conducente, hanno sentito i taxi, bene, si fa una ristretta, due tassisti, 2 NCC, si fa una ristretta con 2 ministeriali, magari anche uno dei comuni, un rappresentante dei consumatori, e da quella ristretta nasce la nuova norma chiara per tutti. Allora si riesce ad andare avanti, ma con quella norma o da quella norma deve essere scritto tutto, anche le eventuali deroghe, per quello ho detto, quello dei comuni, per città come Roma, che magari è differente da Treviso, ha delle esigenze differenti, bene, deve essere scritto in quella legge.
sono 3 pagine, sono 4 pagine, non senza rimandi ad altre leggi o successivi rapporti. Là ci deve essere scritto tutto e allora vai avanti, se ti piace vai avanti così, altrimenti fai qualcos'altro, ma hai la cognizione di causa. E qui torniamo alla formazione di prima. Allora, Vendrame, è vero quello che dice, ma in attesa che si faccia questo, si fa presto a farlo, se si vuole. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, basta vedere come siamo presi. Ma non è che noi ci accorgiamo di questo quando i buoi sono scappati dalla stalla? Perché adesso fare formazione, non è che la formazione la fai su un mese. E visto il numero che abbiamo bisogno di persone per il lavoro, cioè in questo momento, adesso, subito, che risposte possiamo dare alla Coldiretti, agli industriali, a tutti quelli che cercano centinaia e centinaia di persone formate, non formate per il lavoro, perché questo lavoro non può aspettare? Perché è facile parlare di formazione adesso, ma prima perché non si è parlato? Lei ha detto giustamente, io ho iniziato a fare formazione a scuola, ho iniziato da là. Poi è successo un qualcosa, io sono andata a fare dei servizi nelle scuole, questi laboratori, addirittura auditori, sono diventati magazzini. Allora, vogliamo capire che forse bisognerà intervenire in qualche altra maniera in attesa di fare una formazione o sul posto o nell'azienda o fuori o in casa loro, ma in questo momento abbiamo bisogno di persone con una manualità per fare qualsiasi lavoro, non certi lavori, perché mancano dappertutto, mancano dappertutto. Allora queste associazioni sì possono creare un qualcosa, cercare di aiutare, ma la punta dell'iceberg è un'altra, è la politica che deve intervenire subito. Poi sentiamo anche Silvia Grigolin. Allora, cioè, ho capito che Silvia dice ho l'assessore che mi supporta e perciò crede in questo progetto, ma non basta, è la punta dell'iceberg che non si vede. Prego. Abbiamo parlato di formazione, adesso parliamo di informazione. La gente che sta in giro, che gli immigrati o quelli senza lavoro, non sono informati su quello che potrebbero fare su qualche azienda, su quello che potrebbe succedere. Io sulla informazione avevo puntato molto ancora 20 anni fa, sono riuscito ad avere qualcosa alcuni anni fa, sono andato alle scuole medie e lì ho parlato con i ragazzi, molto scettici all'inizio su un discorso artigianale, su cosa si può fare manualmente e non solo facendo le scuole, diventando ingegneri, eccetera, ma il semplice meccanico, eccetera, può essere un lavoro remunerativo che puoi mantenere la famiglia e non serve essere sporchi di grasso fino ai gomiti. Questa è una situazione che anche ai disoccupati bisognerebbe farla vedere, cioè io fabbrica ho bisogno di 30 dipendenti, l'ufficio di collocamento, quelli che sono in cassa integrazione, quelli che sono in reddito di cittadinanza, li chiamo, li faccio vedere qual è il mio lavoro, com'è la mia retribuzione, gli faccio vedere tutti i vantaggi che possono avere nella mia azienda. Una volta fatto, possono scegliere loro se vogliono o no, ma credo che una volta capito che per mangiare bisogna anche fare qualcosa, penso che non tutti, ma una parte accettino. Sono d'accordo, ma se non glielo mostriamo questo non succede. Abbiamo Giuseppe da Villorba, vai Giuseppe. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno a voi. Ritorniamo sempre, secondo me tu dici bene, è la politica che deve fare, che si deve interessare, ma questi politicanti capiscono qualcosa. Hanno tolto questi extracomunitari oppure che non arrivano qua, che non hanno né arte né parte. Ma cosa devono lavorare sulle fabbriche, specialmente nelle officine, queste cose qua. Una volta c'erano
l'hanno tolta politicamente, no? Hanno tolto le scuole industriali, la terza industriale, la terza commerciale. Allora, io che ho ormai un'esperienza perché sono in pensione, ho visto la differenza fra quello che aveva la quinta elementare e chi aveva la terza industriale, per esempio. Veniva assunto immediatamente, sapeva, gli davano un pezzo di disegno che doveva tracciare triangoli, dei triangoli, dei cerchi, delle cose, e subito era entrato nel mestiere. E l'esperienza si fa in fabbrica con i più anziani, che insegnano, e tu con l'occhio e con le prove che fai. Ma se io mi fermavo anche un'ora alle volte solo per specializzarmi nella saldatura, per esempio. Noi, dopo tornava la sirena, noi giovani tutti a imparare per specializzarsi, per non gravare sulle ore di lavoro. Ma questi che arrivano dai 20 ai 30 anni, l'ho detto ancora, come si fa uno che paga, che ha l'officina, che ha una bottega, come fa a dargli una paga, pagare che è il doppio, perché poi ci sono i contributi, ci sono tutte le spese che va dietro? Come fa? Con la concorrenza che c'è. Questi vanno bene per fare dei lavori senza manuali proprio, che ne so, raccolta dell'uva, ma dopo, al di fuori di quello, non riescono. Per darvi un esempio, una volta è arrivato un giovane, mi ricordo a Ponte di Piave, era bruttissimo, con i capelli lunghi, parlo di 40 anni fa, bruttissimo, capelli lunghi, ci era andato, quando si è presentato che chiedeva lavoro in questa officina grande che io lavoravo, 150 operai, e ha detto, sono venuto per vedere il lavoro. Bene, solo a vederlo era da mandarlo via. E se io ho detto al capocino, facciamo fare una prova, sai disegnare, io ho detto, allora il capo vicino ha detto, fai fare una prova, vediamo un pezzo di ferro, eccetera, da calandrare, da disegnare. Lui sembrava uno zingaro, lui si è messo là, non insegnargli niente, ha detto, servi solo dargli gli attrezzi. Lui si è preso tutto, ha fatto tutto, senza candidato, sì, e allora lo hanno assunto subito. Molto chiaro, Giuseppe, la tua telefonata, molto chiaro, nessuno nasce imparato, purtroppo, e per fortuna, e poi si impara. Prego, Vendrame voleva rispondere a Giuseppe da Villorba. La politica, noi tiriamo sempre in mezzo alla politica, ma nessun politico ha a casa una fabbrica, nessun politico ha a casa un'azienda da far andare avanti. Allora la politica deve trarre le somme, tirare le somme sulle cose, ma chi deve fare sono le associazioni, sono i vari soggetti che tutti i giorni hanno bisogno della manodopera, allora della manodopera o di altre cose. Questi devono devono fare associazione e proporre. La politica tira la somma e basta, non la politica deve fare, la politica non può fare, non riescono a fare, non possono sapere tutto, devono solo tirare le somme. Ho detto prima l'esempio dei tassisti, devono essere le associazioni di categoria che vanno, il ministro deve solo trarre le conclusioni da quello che gli altri propongono e dopo fare le cose chiare. Questo è quello che deve fare la politica, non incasinare le cose per seguire questa o l'altra lobby, ma seguire chi lavora e le proposte che fanno. Infatti ho detto, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, bisogna vedere se questa politica ascolta questi suggerimenti, visto che vi sedete sì, da anni intorno a un tavolo di concertazione che poi noi non sappiamo mai come va a finire, però i risultati sono veramente molto molto lievi. Allora vediamo anche la locandina Ricerca Nonni Family Way, sentiamo anche cosa ne pensa Silvia Grigolin da questa telefonata, da quello che ha detto Vendrame, da quello che sta facendo come associazione. Eccola qua, prego Grigolin. Sì, allora, sono sicuramente d'accordo, nel senso che l'associazionismo di categoria, l'associazionismo di volontariato, il mondo dell'impresa
ha senso che si unisca per obiettivi comuni e non aspetti sempre che arrivi anche dall'istituzione o dalla politica la risposta, o che arrivi come la si vorrebbe arrivasse, perché questo non succede. Quindi quando noi come Family Way ringraziamo le amministrazioni comunali o addirittura il Consiglio della Regione del Veneto quando ci patrocina la promozione di un'iniziativa, lo facciamo perché ci rendiamo conto che a livello di immagine dà valore a un'idea che è quella di creare anche ricchezza sul tessuto sociale, che vuol dire creare ricchezza economica, ma non perché ci arrivino, questo ci tengo a precisarlo, il patrocinio non è mai, quasi mai, un finanziamento anche economico, è proprio a livello di immagine, come dire bravi, ci piacete quello che fate, andate avanti così. E quindi a maggior ragione serve unire le forze, perché i volontari, che è anche difficile mantenerli, soprattutto dopo la pandemia, noi abbiamo avuto un tracollo, ci stiamo recuperando, danno ricchezza al territorio e se si vuole, come nel nostro piccolo, creare reti comunitarie, vuol dire anche incrementare situazioni di lavoro. Noi con 2 progetti che sono le Case Anni Verdi e le Case Anni d'Oro proponiamo una formazione che è stata ha anche un riconoscimento, nel senso che a fine attestato c'è un riconoscimento dal Ministero dello Sviluppo Economico, che permettono di lavorare, quindi un reinserimento nel mondo del lavoro. E quindi la formazione ha sicuramente, qui mi trovo in pieno accordo, è fondamentale, perché permette di andare avanti, di rimanere aggiornati, di dare risposte anche a delle domande. È che bisogna comunque sempre dire ok, capiamo qual è la problematica da affrontare, rimbocchiamoci le maniche. Quindi il mio era un invito a dire ok, abbiamo speranza e non aspettiamo sempre che arrivi dall'alto. Ecco, era questa la riflessione, ma mi trovo in pieno accordo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, capannoni vuoti Confartigianato. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Ogni 10 capannoni nella Marca, 1 è dismesso, un problema ambientale, paesaggistico, strutturale. Questo è il dato di partenza del nuovo studio della Confartigianato, che fotografa un territorio dove il consumo di suolo resta un fenomeno grave, nonostante sia gradualmente in diminuzione da 7 anni a questa parte, ovvero dal 2016. La percentuale 16,7 colloca Treviso al secondo posto in regione dopo Padova. Per intendersi, a livello nazionale il consumo di suolo è poco sopra il 7%, meno di 12 se si guarda il Veneto nella sua interezza. A preoccupare in particolare gli artigiani trevigiani sono quei 670 capannoni inutilizzati che si trovano fuori dalle aree produttive, delle vere e proprie bombe di degrado da riconvertire nel più breve tempo possibile. Per Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, serve un cambio di passo per evitare di trovarsi in un prossimo futuro con aree urbane fatiscenti e degradate. Le soluzioni chieste a Regione e Governo sono principalmente 2: agevolarne l'abbattimento applicando i crediti edilizi o trasformarli in studentati, asili, luoghi sociali. Rigenerazione sembra la parola d'ordine anche all'indomani del nuovo fronte politico aperto dal sindaco di Treviso Mario Conte sulla necessità di un nuovo grande piano casa nazionale, proposta che la Regione è pronta a sostenere. Ma noi ci siamo, condividiamo la sfida del sindaco Conte, ci siamo rispetto all'ospitalità, coscienti del fatto che comunque questa è una delle emergenze sociali. Allora, sentiamo come commenta Vendrame. Noi ci siamo, ma vorremmo vedere anche i risultati. Tutti questi capannoni, cosa ne pensa Vendrame? Perché sono veramente tanti, A volte quei capannoni là sono tanti, ma bisognerebbe, se vuoi utilizzarli, bisogna demolirli e rifarli. Non sempre le zone sono adeguate, ma sono fatti dove i comuni avevano più interesse tra virgolette a lasciar fabbricare. Oggi c'è la sfida dei capannoni e c'è la sfida degli ex ruderi delle campagne, che ci sono quelle case, vedi quella bellissima campagna tirata bene, magari col vigneto in mezzo, e dopo 3-4 ruderi sparsi per la campagna. Ecco lì, come nei capannoni, dovrebbe intervenire la politica. Non si può lasciare là, o li metti a un bando d'asta che devono andare a qualcuno, o se no i capannoni dismessi devono essere demoliti.
forse anche con qualche incentivo, ma a volte non costa neanche tanto. Pensavo tempo fa, perché facciamo anche servizi per l'agricoltura, le case che sono nelle campagne, brutte, quelle di una volta, che devono essere tirate giù, ma senza voler impegnare soldi del bilancio. Hai la casa, la butti giù, bene, ti do il permesso di fare 2 ettari di prosecco, tu butti giù la casa e ripristini un terreno che sia a posto. Ti do la possibilità di fare 2 ettari di prosecco, tanto ne hanno messo 1800 ettari quest'anno, quindi più o meno ne mettono qualcosa in più, demoliscono, si fa bello e non si spende niente. I capannoni è la stessa cosa, cioè se riusciamo a reinvestire qualcosa. A Silea avevamo fatto un qualcosa a suo tempo di progetto che dopo non è andato in porto perché costava troppo, ma avere questi capannoni, trasformarli in box, capannoncino di 250, 300, 400 metri, che serve all'idraulico, anziché il garage di casa, serve all'idraulico come magazzino, serve all'idraulico come fare i lavori a casa, quelli che dopo deve portare finiti, ma serve all'elettricista, serve a tutti quelli che invece adoperano la propria casa o il garage di casa, con tutte le conseguenze di poca sicurezza che ci sono. Trasformare questi capannoni nelle zone... Una logistica, diciamo? Ecco, intanto poi riusciresti a fare una zona residenziale dove è residenziale, quindi fuori quelle attività produttive, e l'attività produttiva che gli costa poco portarla là e ha un senso di sicurezza. Avremo meno camion, avremo meno inquinamento, avremo meno tutto e lo concentriamo da qualche parte. Ma scusa Vendrame, lei parla, e non è la prima volta, e ha le idee molto chiare su quello che si potrebbe fare anche in tempi brevissimi. Ma perché non è ascoltato, scusa? Non siete voi che vi sedete a questi maledetti tavoli che non abbiamo mai capito chi si siede, chi sono, cosa proponete, cosa vi rispondono? Cioè noi non sappiamo mai niente, sappiamo solo che non c'è personale, che ci sono questi capannoni, non si sa come andrà a finire, queste associazioni che ne nasce una al giorno, perché bisogna dirlo, siamo 6.500 associazioni, pensate quanti siamo, però che cercano di dare effettivamente dei contributi concreti. Prego Grigolini, come ci saluta? Prego. Grazie per lo spazio e grazie perché c'è modo di approfondire degli argomenti che se no non verrebbero trattati nel vostro programma. I capannoni non sono di mia competenza, quello che posso dire è che quando ne vedo uno abbandonato, poco più in là ce n'è uno in costruzione e mi domando appunto se sarebbe il caso o di ripristinare quello che c'è o di utilizzarlo a qualche scopo, anche sociale, perché no? E quindi ritorno alla riflessione, che è quella di perché non unire le forze e quindi anche più associazioni insieme, più realtà insieme, anche a livello di imprenditoriale, per smetterla di pensare a comparti stagni, cioè io faccio il mio e rimango su quello, perché sennò c'è poca possibilità di evoluzione. Ecco, questo è un pochino il mio pensiero. Sentiamo come commenta Vendrame. Il discorso del capannone, io ho detto capannone, però dentro al capannone si possono fare delle stanze, si possono fare degli alberghi, ma non è l'albergo che mi interessa, è avere un qualcosa di recente. Se ho 50 attività produttive da 50 metri, 100 metri, 200 metri, ecco che posso mettere anche un punto di primo soccorso, un giorno, 2 alla settimana, posso mettere il medico aziendale, posso metterlo là, che sia là, posso mettere una sala riunioni nel quale si possono riunirsi le associazioni, ma possono riunirsi anche quelli che sono là dentro. Sale riunioni in giro adesso le paghi, non ci sono sale riunioni gratuite abbastanza grandi, paghi per averle.
Allora, se queste cose se riusciamo a ripristinare questi capannoni e farli magari con l'impegno della regione, del comune, non lo so, del PNR, non so dove possono arrivare i soldi, ma non sono quelli che portano via. Pensiamo a 1 chilometro di strada, cosa costa? Allora pensiamo che con 1 chilometro di strada mettiamo a posto un capannone e facciamo 10 box, 15 box. Allora cerchiamo di capire anche dove sono queste priorità e se là possiamo. Le start-up, i ragazzi che vogliono cominciare non possono pagare affitti enormi, ma possiamo dargli un posto che, se questi hanno testa, possono cominciare e andare avanti. Ma se non glielo diamo, questi non andranno mai avanti. Anche perché abbiamo dei ragazzi creativi, non è che non li abbiamo. O hanno dei genitori che a fin fine sponsorizzano o non possono fare. Ma allora facciamolo sta roba qua, aiutiamoli, vediamo. Siamo sempre stati innovativi, noi siamo la manifattura, non abbiamo materie prime. Adesso hanno detto che hanno trovato, ma non importa. Abbiamo la manifattura, quindi serve la testa. Se abbiamo delle teste nuove, non devono andare solo sulla grossa industria, ma si possono creare una piccola industria per conto loro e dopo crescere. Come c'era una volta? Il piccolo artigiano è siccome che adesso le normative sono differenti, non ti puoi più mettere sotto la tettoia di casa, ma devi metterti in sicurezza, ecco che facendo queste cose si possono fare. Grazie a Silvia Grigolin, Presidente Family Way, grazie a Danilo Vendrame, Presidente Autotrasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, grazie a voi. Adesso leggeremo la poesia di Mirella. E dopo questa cavalcata di questa mattina con ospiti illustri, importanti, soprattutto se c'è una politica che dobbiamo imparare o c'è una politica da dimenticare, ognuno di noi faccia le proprie riflessioni, ognuno di voi a casa faccia le proprie riflessioni, perché c'è molto da riflettere. Detto questo, io adesso leggerò l'ultima poesia di questo bellissimo libro, La farfalla che vola oltre, un libro che ci ha accompagnato per lunghe settimane, per tanti sabati, questa corrispondenza epistolare senza tempo, quella che vede protagonista Mattia e Monica, figlio e mamma, uniti in un unico cuore. Questa mattina leggeremo questa poesia che concluderà questo importante messaggio che vogliamo dare a casa per ricordare, per non dimenticare tutti questi morti, questi ragazzi e ragazze che non ci sono più e non per colpa loro. Stanotte ti ho sognato ed eri felice. Sul cuore non avevi nessuna cicatrice. Mi hai chiamato, mamma, abbracciandomi forte. Non ci separerà nemmeno la morte. Stanotte ti ho sognato nel giardino del mio cuore. Mi hai chiamato, mamma, donandomi tutto il tuo amore. Stanotte ti ho sognato, tenevi tra le mani un azzurro fiordaliso. Mi hai chiamato, mamma, donandomi un sorriso. Stanotte ti ho sognato come ali di farfalla, dolcemente mi hai sfiorato. Mi hai detto, mamma, non posso restare, nell'azzurro del cielo devo volare. Stanotte ti ho sognato, brillavi come stella, spandeva la sua storia e la sua luce. Mi hai detto, mamma, sono Mattia, ti prego, non piangere per me, perché sarò sempre accanto a te. 11 agosto 2022. Monica, io non so cosa dirti, Monica, questo dolore che ti distrugge te, la tua meravigliosa famiglia, questo figlio che ti è sempre vicino, ti accompagna ovunque tu vai, questo dolore incredibile, questi processi che durano una vita nonostante prove, testimoni, si va avanti senza dimenticare o volendo dimenticare il dolore di queste persone che vivono ogni istante questa tremenda solitudine. Ciao Monica, ciao Beppi, ciao ragazzi, ciao a tutti i familiari che hanno perso i loro cari.